Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 6 aprile, sono le 7.31. Radiolibertà.net, il nostro sito, potete ascoltare e vedere la radio anche da lì, così come sul canale 252 del digitale terrestre, se siete smart pure in video, e tutto il resto lo trovate sul sito. Pagina Facebook di Radio Libertà per ciò che va in onda durante la giornata. Prima pagina dell'agenzia ANSA, Silvio Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo dice è una roccia, ce la farà. Vedremo un po' di articoli poi dai quotidiani di oggi. Trump contrattacca, è il secondo titolo dell'agenzia ANSA di stamani, il mio crimine difendere l'America. Su di lui 34 capi d'accusa, ma un solo fine, la cospirazione. Non pochi sottolineano accusa molto debole. Va all'attacco di Biden, Trump, e accusa i democratici di uso politico della giustizia. Terzo titolo, Meloni e la Russa all'Aquila, 15 anni dal terremoto, anzi di più di 15 anni purtroppo dal terremoto del 2009, quasi, chiedo scusa, il 2009, dal 2009 a oggi sono ovviamente 14 anni. 14 anni fa sono tantissimi. Comunque fare di più per ricostruire, Meloni e la Russa all'Aquila. Ricostruire, fare di più, 2009-2013. Non c'è bisogno di altri commenti. L'Istat dice in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie, meno 3,7%, e poi andiamo all'estero con Mosca. Con gli Stati Uniti una profonda crisi. Dice il presidente russo Putin, ormai è guerra non fredda ma calda, dice Putin. Le relazioni con Washington in crisi profonda. Il presidente russo accusa gli Stati Uniti di avere sostenuto un golpe in Ucraina e gli ucraini invece controbattono 6 mesi per liberare la Crimea, altri MiG da Varsavia, la NATO offre un programma di sostegno pluriennale, piccolo aereo ucraino si schianta in Russia, il pilota arrestato. Macron intanto a Pechino con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, per la pace in Ucraina. Focus telefonata a Zelensky, ma Parigi punta anche agli affari, al Dio uno e quattrino. Presidente di Taiwan, per avere la pace dobbiamo essere forti, altro fronte caldo dal punto di vista internazionale, mentre per la Cassazione lo stile Cucinelli è unico. Attenzione, voi che amate il Kashmir e ve lo potete permettere, non c'è alternativa, non c'è concorrenza che tenga. Cucinelli è unico. Il Papa ha detto che il sesso è una delle cose belle donate da Dio, dialogo con i giovani anche su pornografia e masturbazione, temi novecenteschi. Il pontefice parla anche del rapporto tra Chiesa e mondo LGBT. Il mio dovere è di accogliere sempre. La Chiesa non può chiudere la porta a nessuno, sottolinea Papa Francesco. Strage di Bologna, prove eclatanti che Licio Gelli contribuì, e poi per plusvalenze indagati i vertici di Lazio e Roma, due distinte indagini della Procura di Roma e della Procura di Tivoli. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, dal Senato ok al super bonus, scattano le novità, più tempo per le villette, la responsabilità in solido si allenta, insomma per i non pochi o per i pochi che sono ancora coinvolti in questa storia le novità non sono difficili da conoscere. Intanto c'è il caso della deputata di Fratelli d'Italia che ha preso la prima pagina del Corriere della Sera, si è fatta pubblicare, l'hanno pubblicata in prima pagina dicendosi costretta a fare il test del DNA perché c'erano voci che un potente di Fratelli d'Italia l'avesse ingravidata. Invece no, il figlio è del suo compagno da lei amatissimo, Fabio.
Veleni politici, difendo mio figlio, dice la deputata di Fratelli d'Italia, ex deputata del Movimento 5 Stelle. Sono stata costretta al test del DNA dalle voci su di me. Anche qui vedremo qualcosetta. Intanto Johnson Johnson, ve la ricordate? Sapete, la conoscete benissimo, la casa farmaceutica che produce anche talchi, shampoo e compagnia bella. Johnson Johnson offre 8,9 miliardi di dollari per chiudere cause legali sul cancro per i suoi prodotti a base di talco ritenuti cancerogeni. E infine Finlandia, Sanna Marin lascia, sono stati anni difficili, dice la premier finlandese uscente, icona della sinistra, che ha annunciato che si dimetterà a settembre anche da leader del Partito Socialdemocratico. Continuerò a fare la deputata. Invece il partito di destra dei veri finlandesi passa all'Europarlamento dal gruppo leghista, tra virgolette, presieduto dal leghista Marco Zanni, Identità e Democrazia, ai conservatori e riformisti europei presieduti da Giorgia Meloni. Il partito dei veri finlandesi passa con Meloni. In Spagna e non solo fa molto discutere il caso di Ana Obregón, attrice che ha rivelato, mamma a 68 anni, a 68 anni è diventata mamma, la bimba è nata dal seme di mio figlio morto. È mia nipote, ma io sono la madre legale. Parla Salvini, per i casi più gravi la patente va tolta a vita. Nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade italiane. E con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Renzi, nuovo direttore del Riformista. Il Riformista è il quotidiano pubblicato da Alfredo Romeo, che è stato indagato col papà di Renzi per una serie di vicende relative all'appalto Consip, come ricorda qualcuno, specialmente Marco Lillo sul Fatto Quotidiano. Ad ogni modo, Renzi, nuovo direttore del quotidiano edito da Alfredo Romeo, che era stato indagato col papà di Renzi. Il direttore invece attuale, Piero Sansonetti, passerà a dirigere l'unità che rinasce sempre sotto l'egida di Alfredo Romeo, l'editore appunto, immobiliarista e fornitore di servizi a svariati comuni, compreso quello di Milano, non solo Napoli. Comunque di questo parleremo dopo, perché la vicenda Renzi si intreccia con la vicenda Berlusconi sotto il profilo politico. Vedremo come, secondo alcune interpretazioni. Intanto c'è da segnalare un articolo tra i tanti di oggi, uno molto interessante di Fausto Biloslavo, che apre il primo piano del giornale di oggi. Su Il Giornale racconta in tema di immigrazione Fausto Biloslavo che i pirati del mare della nave Geo Barents, una delle navi che portano immigrati in Italia, la nave dei migranti non era in pericolo, è stata soccorsa a forza. I documenti esclusivi di Il Giornale: il peschereccio non era alla deriva, aveva carburante a sufficienza, ma l'imbarcazione della ONG lo ha bloccato e costretto a sbarcare in Italia, mettendo pure a rischio le persone a bordo. Casomai, se rischiavano qualcosa, gliel'hanno fatta rischiare i buonisti, i soggetti dell'ONG. Le bugie dei talebani dell'accoglienza su un peschereccio che non è alla deriva senza carburante in acque di soccorso maltesi servono per intervenire ad ogni costo e per far sbarcare ad ogni costo i migranti in Italia. Non solo, bloccandoli e mettendoli così in pericolo in mezzo al mare non tranquillo, per trasbordarli sulla nave Geo Barents, quella di Medici Senza Frontiere. Il giornale pubblica le email maltesi e del capitano di una delle navi mercantili intervenute, che svelano le bugie della ONG, denunciando il comportamento al di sopra delle indicazioni e delle regole. Medici Senza Frontiere, i furbi del mare, questa volta l'hanno fatta grossa, violando il decreto piante dosi. Adesso rischiano il secondo fermo della loro nave per 2 mesi. Al terzo l'imbarcazione viene confiscata in maniera definitiva. Così sul Giornale. Lo scoop di Fausto Biloslavo: i pirati del mare, Geo Barents, Medici Senza Frontiere. La nave dei migranti non era affatto in pericolo, è stata soccorsa a forza, non era alla deriva il peschereccio, aveva carburante a sufficienza, ma Medici Senza Frontiere, con la sua bella nave, Geo Barents, a forza ha costretto l'imbarcazione della ONG, ha bloccato il peschereccio e lo ha costretto a sbarcare in Italia, mettendo pure a rischio le persone a bordo, scrive Il Giornale. Nel frattempo, aggiunge Gianna Michalessin, sempre sul Giornale, la sinistra boicotta l'aumento dei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, sono disumani, ma li propose il PD, ricorda il Giornale. Sulla Verità
In tema di migranti, che si combinano con un'altra questione di questo periodo, il PNRR, la Verità apre con il pezzo del direttore Maurizio Belpietro: i soldi del PNRR anche ai migranti, altro che ripresa dell'Italia. Il piano ci sommerge nei debiti. Ecco le opere finanziate: tra musei del giocattolo e della grappa, campi di padel, skate park, cimiteri, spolverature di libri antichi, montagne di milioni di euro vanno anche a progetti di accoglienza per i migranti. Ma noi pensiamo seriamente di aumentare il PIL con i soldi ai migranti e i servizi di etnopsichiatria per migranti? Si domanda Maurizio Belpietro. Che bel PNRR. Nel frattempo la Verità accusa anche la Lega di star facendo nascere zoppa la commissione di indagine sulla vicenda Covid. Non vogliono indagare sui vaccini, alt della Lega, che chiede pure di stralciare la zona rossa. Così la commissione di inchiesta sulla vicenda Covid è inutile, scrive la Verità in prima pagina. Polmonite, allarme per Berlusconi, ma questo lo vediamo dopo. Intanto, sempre tra gli articoli degni di nota, vi segnalo dal Tempo di Roma, pagina 5, parlavamo di immigrazione, c'è anche il decreto flussi, 250.000 richieste di lavoro, l'ormai noto click day per prenotare gli immigrati, tra virgolette, ha avuto inizio alle ore 9 del 27 marzo scorso, come previsto dal decreto flussi. Il click day ci consegna questa fotografia. Oltre 252.000 le richieste, le istanze trasmesse da datori di lavoro, le quote previste erano 82.705, sono arrivate 252.000 domande per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato anche stagionale. Oltre 109.000 arrivano dalla Campania che dovrebbe essere una tra le regioni con la maggior disoccupazione, ma chiede un sacco di immigrati, 109.000 su 252.000. Il dato colpisce, considerato che, scrive Mario Benedetto su Il Tempo di Roma, considerato che questo dato, appunto 109.000 richieste dalla Campania, rappresenta una certa quantità di opportunità di lavoro in una terra, la Campania, dove altrettanto larga è stata la richiesta di sussidio come il reddito di cittadinanza e altrettanto larga, si aggiunga, è la disoccupazione. Le domande sono state tutte regolarmente acquisite dalla piattaforma telematica del Ministero dell'Interno. Il settore più gettonato, l'edilizia. La maggior parte ha scelto lo stagionale, Bangladesh, India e Marocco le nazionalità principali. Sempre in tema di notizie interessanti del giorno, poi andiamo naturalmente al capitolo Berlusconi. Lascia gli studi un ragazzo su 6. Al sud il buco nero della scuola. Questo è il primo piano di Repubblica. In apertura è a pagina 2 col pezzo di Concita Sannino. I dati dello Svimez, l'Associazione Studi per il Mezzogiorno, eccetera, eccetera, fotografano un'Italia divisa in due. Al centro-nord il tasso di abbandono scolastico è del 10,4%, nel Mezzogiorno del 16,6%, a Napoli arriva a sfiorare il 23%. Una disparità che riguarda tutti i servizi, dalle mense alle palestre al tempo pieno, e con l'autonomia naturalmente c'è il rischio di adattare gli interventi alle risorse dei territori. Lascia gli studi un ragazzo su 6, al sud peggio che tutti, a Napoli peggio che in tutto il sud. A proposito di Napoli, sul Corriere del Mezzogiorno un'intervista al capo della squadra mobile della Questura di Napoli, Alfredo Fabrocini: la violenza delle baby gang a Napoli fa il gioco della camorra. La cosa si era capita, comunque la conferma anche il capo della squadra mobile. I cani sciolti distolgono l'attenzione dalle indagini. C'è poi il caso dell'attrice spagnola Ana Obregón, di cui abbiamo dato conto sommariamente prima dall'agenzia ANSA in prima pagina. La 68enne attrice spagnola ha confermato: il padre della sua, tra virgolette, bambina, partorita da una surrogata di Miami, è il suo figlio Alex, morto 3 anni fa. Nonna e mamma, basta un utero in affitto e lo sperma del figlio morto. Le dirò: tuo papà è in cielo, tua mamma è una donatrice e basta. Che problema c'è? Ha detto l'attrice spagnola. Il pezzo di commento ve lo segnalo tra i più interessanti, quello di Caterina Gioielli sul mensile tempi.it. Per fare un figlio ci vuole sperma, ovulo, utero, soldi e una storia di dolore che non ammetta controcanto. L'attrice Ana Obregón, 68 anni, aveva tutto ciò che occorre.
campioni di seme dell'amatissimo figlio Ales, ucciso dal cancro, a cui i medici avevano raccomandato di congelare i gameti prima di iniziare la chemioterapia, sperma conservato a New York, una donatrice di ovuli, una madre surrogata di Miami, pronta ad affittarle l'utero, ovviamente molti soldi e un dramma da rivendicare. Se questa era l'ultima volontà di mio figlio, ha detto la 68enne attrice, come potevo non esaudirla? Se ho giurato che lo avrei salvato e non sono riuscita a salvarlo, come avrei potuto non fare quello che voleva che facessi? Non credo che ci sia qualcuno al mondo che vedendo questa bella fanciulla tanto desiderata da suo padre, dal cielo e da me sulla terra e da tutti quelli che mi amano, non la penserà allo stesso modo. Oggi, scrive Caterina Gioielli su tempi.it, Anna Obregon, la nonna madre, posa sulla copertina di Hola con la neonata, nata il 20 marzo in Florida, e racconta di aver preso la decisione di ricorrere a maternità surrogata il giorno in cui mio figlio è andato in paradiso. Quello stesso giorno. Era l'ultimo desiderio di mio figlio Alex, mettere al mondo un figlio. Che brava mamma. A proposito di cose molto interessanti, strage di Erba in esclusiva sul fronte del blog.it di Edoardo Montolli, un podcast documentario di Montolli e di Felice Manti, autori de Il Grande Abbaglio. Prima puntata, gli audio mai entrati a processo che contraddicono il testimone, il defunto Mario Frigerio. La cosa è molto interessante, non sotto il profilo della vicenda in sé esclusivamente, ma della vicenda che riguarda tutti noi, perché è il modo in cui si esercita la giustizia che è a tema su questa questione, che da anche qui 16 anni, 17, nel 2006-2007, dicembre 2006, gennaio 2007 vengono arrestati Olindo Romano e Rosa Bazzi, la vicenda riguarda tutti noi, i parlamentari non ha risposto nessuno, non abbiate dubbi, la sollecitazione che ho mandato a tutti i componenti, in questo caso leghisti, della Commissione Giustizia di Camera e Senato, Presidente della Commissione Giustizia della Camera, del Senato, sottosegretario alla Giustizia, ministro Nordio, non ha risposto nessuno. Interessante anche questo, non gliene frega niente a nessuno di due poveracci ingiustamente detenuti, mettiamola così. Tanti bei discorsi, ma poi alla fine. Comunque, al di là di questo, sentitevi, lo potete sentire naturalmente su frontedelblog.it, e alle 9.30 però lo potete sentire anche qui su Radio Libertà. Grazie a Edoardo Montolli e Felice Manti che ci hanno dato la possibilità di ascoltare, ci daranno la possibilità di ascoltare anche questa ricostruzione. È solo il primo episodio, ce ne sono tanti, perché la vicenda è talmente piena di dati che fa spavento il fatto che i deputati e i senatori se ne stiano zitti, perché qua non stiamo parlando di fantasmi, di complottismi, stiamo parlando di dati, cose molto fattuali, precise, concrete, che mettono in gioco come sono andate le cose. Cosa c'è di più bello che dire mettiamo mano a una cosa e facciamo giustizia vera, autentica? È una cosa nobile, è una cosa giusta. La politica dovrebbe occuparsi di cose nobili e di cose giuste. Lasciamo perdere il nobili o non nobili che implica già un giudizio. Di cose vere, di cose autentiche, di cose che riguardano tutti, perché non riguardano solo i due poveracci in carcere, riguardano tutti noi, perché quella roba lì può capitare a tutti noi. È già capitata a Enzo Tortora, è capitata a tanti come a tantissimi altri che non hanno avuto nemmeno la fortuna. Questi due poveracci, se non ci fossero stati i tre avvocati, il professor D'Ascola, Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, che sono gli avvocati che li difendono, questi gratuitamente, anzi rimettendoci del loro, perché li hanno portato via tutti a questi qua, ma fin da subito. Il primo avvocato difensore d'ufficio gli ha fatto sparire i risparmi, adesso hanno dovuto vendere la casa naturalmente, il camper, tutto, e non hanno nulla. E se non ci fossero i due avvocati, i tre avvocati in perdita perché ci mettono del loro, questi sarebbero stati dimenticati da tutti. E oltretutto noi avremmo perso l'opportunità di capire come funziona in certi casi la giustizia in Italia. Non sempre, non generalizziamo, però questo caso ci racconta di come può funzionare la giustizia per tutti, non solo per quei due lì in carcere, per tutti noi. Ergo è un problema politico, giusto? E la politica sta zitta.
zittissima, muta, omertosa. Con ciò, alle 9.30 vi potete ascoltare una cosa impressionante, come è stata manipolata la testimonianza del signor Frigerio. Mettiamola così. Come è stata indotta, diciamo, il ricordo in una persona che aveva ricordato tutt'altro per giorni e giorni e giorni e giorni. Quel tutt'altro è stato cancellato completamente, non esiste. Fior di scienziati dicono che questa è un'operazione proprio non solo sbagliata, scorretta, sbagliata e che non ha alcun fondamento, ma comunque ve lo scoprirete ascoltando, per fortuna e vedendo anche, perché potete vederlo anche in video alle 9.30 qui su questa radiolina. Intanto andiamo avanti. Silvio Berlusconi è in gravissime condizioni, è un lancio tra gli ultimi di Dagospia, ha una polmonite bilaterale acuta, oltre che un'infezione nel sangue, che gli causa crisi respiratorie. Al capezzale di Berlusconi tutti i figli, anche la moglie, fra virgolette, Marta Fascina, mentre Licia Ronzulli è stata rimbalzata fuori dalle scatole e tenuta fuori dal reparto di terapia intensiva generale cardiovascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo ha detto: Silvio è una roccia, il suo umore, il nostro è buono, ce la farà anche stavolta, ha detto Paolo Berlusconi. Forza Silvio è il titolo d'apertura di Libero stamattina. Allarme alle 3 di notte, l'ex premier viene ricoverato al San Raffaele dopo un arresto respiratorio con fibrillazione atriale. Il presidente è vigile, lotta ma fa fatica. Alessandro Sallusti è l'autore del primo commento su Libero stamani. Silvio Berlusconi sta male, non da oggi, ma oggi di più. Ancora ieri mattina, mentre un'ambulanza lo portava in ospedale, c'erano in edicola giornali che lo torturavano mediaticamente con le questioni dei suoi processi ancora in corso e fantasiose ricostruzioni di manovre occulte per ottenere dalla Corte europea l'annullamento dell'unica sentenza a lui avversa, quella del 2013 sui diritti Mediaset, azienda di cui lui non era più neppure amministratore, ma secondo un gruppo di giudici non poteva non sapere. Ora, non è che questo accanimento giudiziario mediatico sia un toccasana per il cuore già provato di un uomo di 87 anni che soffre più per le ingiustizie e le ingiurie che subisce che per gli inevitabili acciacchi dell'età che avanza, scrive Sallusti. Quelli che ancora oggi perseguitano Berlusconi sono solo dei vigliacchi. Non vale neppure più la scusa che la libera stampa e la giustizia devono fare, sono obbligate a fare da cane da guardia al potere e ai potenti. Da tempo la partita non è più quella, come si evince dai risultati delle elezioni. Oggi su Berlusconi si accaniscono solo per fargli pagare, fino a che tirerà un sospiro, il suo peccato originario, che non è giudiziario ma politico, aver impedito nel 94 che la sinistra prendesse in mano l'Italia. L'altro commento è quello di Vittorio Feltri. Non possiamo fare a meno di Berlusconi, il più bravo. Silvio Berlusconi, accidenti, è di nuovo in ospedale, scrive Feltri. Ha avuto una crisi cardiaca, la sua età non è eccezionale, capita a gente più giovane di lui. Ma al di là delle questioni anagrafiche che incidono, vorrei e spero che il Cavaliere resti a lungo nel consorzio umano, perché egli è qualcosa di più di un simbolo. Tra l'altro anche Marco Travaglio ha detto: voglio star qui ancora 10 anni a commentare le cose di Berlusconi. In ogni caso, scrive Vittorio Feltri, è la persona che meglio di altri Berlusconi ha rappresentato il genio italiano, il più grande imprenditore nato e cresciuto nel nostro paese. Talmente grande, scrive Vittorio Feltri in una specie di coccodrillo in vita di Berlusconi, talmente grande da aver suscitato sentimenti forti in tutti i connazionali. Inoltre è stato un politico tanto improvvisato quanto provvido. In campo economico non ha sbagliato un colpo. Ha esordito come costruttore edile realizzando Milano 2, che rimane un bellissimo innovativo quartiere. Si è inventato la TV privata, non di quartiere ma nazionale. Nel settore bancario è diventato insuperabile, eccetera, eccetera. Miracoli incredibili, processi vergognosi. Il Corriere della Sera la mette così, non minimizzando i guai fisici di Berlusconi, tutt'altro. Simona Ravizza, che di solito si occupa di sanità, oggi si occupa di Berlusconi a pagina 3. L'ex premier colpito da una malattia del sangue, oltre che dalla polmonite. L'allarme già a fine marzo, l'ultima volta in ospedale era stato trattenuto più giorni del previsto. Per lui PET e prelievo di midollo. Il ritorno e poi la rianimazione. L'arrivo in auto ieri a mezzogiorno e non in autoambulanza. Le complicazioni, i dolori, la polmonite sono complicazioni possibili in un soggetto già debilitato, e il Corriere intervista con Cristina Marrone
Sergio Harari, che dirige l'unità di pneumologia al San Giuseppe Multimedica di Milano. In un paziente con altre patologie, la polmonite, dice il dottor Harari, può far precipitare le cose, colpisce soprattutto chi ha difese immunitarie fragili. La terapia intensiva lascia intendere che la situazione non è affatto banale. Su Repubblica Emanuele Lauria, che si occupa più in generale di ciò che sta intorno naturalmente a Silvio Berlusconi. Partito e azienda, l'impero trema, il futuro è un rebus. La svolta meloniana di Forza Italia tutela le imprese di Silvio, cioè la galassia imprenditoriale della famiglia Berlusconi, ma è guerra tra forzisti. Lo statuto non dà poteri a Tajani. Il nodo di 90 milioni di debiti del partito finora sempre coperti da Berlusconi, dal Cavaliere, scrive Repubblica. L'apprensione dei familiari si mischia all'ansia di una comunità politica che attraverso messaggi social e comunicati gli ha manifestato vicinanza. Si distinguono, come solito, Vittorio Sgarbi, che definisce Berlusconi eroe della resistenza contro la malattia, Gianfranco Rotondi, eccetera. Per tutti è il momento della speranza, dell'ottimismo. Sullo sfondo però c'è la consapevolezza che Berlusconi sta vivendo la sua sfida più difficile. Per quanto si parli di un uomo di 86 anni, la sola idea dell'evento peggiore provoca uno shock generale, perché con tutti gli acciacchi Berlusconi nelle ultime settimane ha messo la firma su una rivoluzione degli assetti di Forza Italia, difendendone la paternità in un'intervista al Corriere e addirittura collegandosi telefonicamente dal San Raffaele con l'Assemblea provinciale di Bergamo retta dalla nuova stella forzista. Alessandro Sorte, amico di Marta Fascina. Ora il peggioramento delle sue condizioni mette l'impero davanti a un futuro incerto. Da Repubblica torniamo velocemente a Dagospia, mentre Berlusconi è ricoverato in gravi condizioni. Qui apriamo il capitolo Renzi che si connette al capitolo Berlusconi, secondo non pochi osservatori o comunque qualcuno. Mentre Berlusconi è ricoverato in gravi condizioni, appunto, Matteo Renzi, già si propone ai moderati. Matteonzo, scrive Dagospia, ha condiviso su Instagram un passaggio della conferenza stampa di oggi da neo direttore del quotidiano Il Riformista, in cui parla di dar voce ai moderati e a un centrodestra che non riesce a emergere. Come e perché Renzi è diventato direttore del Riformista è l'oggetto di un altro pezzo di Dagospia. Fallita la strategia di rendere il terzo polo la stampella del governo Meloni, con i voti alla russa, per esempio, dati per la Presidenza del Senato, in macerie il duplex con Calenda, uscito a pezzi dalla partita della vigilanza Rai, Matteo Renzi ha preso al volo la proposta dell'imprenditore Alfredo Romeo di dirigere il Riformista, un manganello di carta anti-magistrati, anti-travaglio. Tra l'altro un manganello di carta il Riformista che leggono in pochi, ma nel palazzo è molto letto, tra parlamentari, deputati e senatori, eccetera. Il Riformista è un quotidiano molto letto. A quel punto il senatore di Riyadh, Matteo Renzi, ha fatto circolare le voci sul bisogno di un pit stop. La coincidenza: diventa direttore del quotidiano che negli ultimi mesi ha sempre difeso Marco Mancini, lo 007 dell'incontro con Renzi in autogrill, attaccando chi lo ha silurato dall'intelligence, cioè Belloni e Gabrielli, mentre la stessa cosa è commentata, c'è uno pseudonimo naturalmente, dallo pseudonimo Gennaro Davarzi, sul sussidiario.net. Dietro le mani di Renzi sul Riformista, il ritorno in TV, soldi e un nuovo partito di centrodestra. Ci ha abituato ai colpi di scena, scrive lo pseudonimo Gennaro Davarzi sul sussidiario.net. Quando annuncia una pausa di riflessione o sbandiera il nuovo record come runner amatoriale, o comunica che per un po' è costretto a fermarsi ai box, eccolo che prepara il numero a sorpresa. Così Matteo Renzi, appena smessi i panni del maratoneta, ricompare in quelli di direttore di giornale. Ad assumerlo ci ha pensato il Riformista di Alfredo Romeo. Nessuna omonimia, è proprio quel Romeo lì, l'imprenditore che, guarda un po', qualche anno fa è finito a processo per aver promesso al papà di Matteo Renzi una ricca consulenza in cambio dei suoi servizi di lobby nella gara miliardaria della Consip per il facility management. Nello stesso filone di inchiesta sono ancora coinvolti
Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante gli anni in cui Renzi governava, l'ex socio di Renzi papà e l'ex amministratore delegato della Consip. Alfredo Romeo ha deciso, dopo le vicissitudini giudiziarie, di impegnare il suo patrimonio in attività editoriali, diciamo così, di nicchia, scrive sul sussidiario.net Gennaro da Varzi. Qualche anno fa ha acquistato il Riformista dal gruppo Angelucci, Alfredo Romeo, che onestamente non sapeva più che farsene, chiusa la positiva gestione di Antonio Polito. Poi l'immobiliarista napoletano Romeo, appunto, qualche mese fa, ha rilevato dal fallimento anche la testata dell'Unità, il glorioso giornale comunista, finita in dissesto proprio per la cattiva gestione del PD quando segretario di partito era, guarda caso, Matteo Renzi. In altri casi, un'operazione del genere sarebbe finita sotto i riflettori della magistratura come sospetta, perché tra parti correlate che hanno operato per sottrarre beni ai creditori. Alfredo Romeo ha maturato negli anni una particolare fobia per la giustizia italiana. Incappò in Tangentopoli già nel 93 per colpa del deputato democristiano Alfredo Vito, mister Preferenze, come lo chiamavano, che lo indicò Romeo ai PM napoletani come collettore delle tangenti destinate a tutti i partiti locali, frutto del ricco appalto che Romeo si era aggiudicato per gestire la manutenzione del vasto patrimonio immobiliare realizzato dopo il terremoto. Ma non gestiva solo il patrimonio immobiliare del comune di Napoli, anche a Milano ha gestito e gestisce non poche cose Romeo. Altro inciampo con la giustizia per Romeo nel 2010, quando fu arrestato il giorno dopo l'inaugurazione del suo hotel di lusso, con l'accusa di aver tentato di condizionare un'altra gara enorme del comune di Napoli per la gestione delle multe. Alfredo Romeo, in seguito alle sue disavventure giudiziarie, è stato estromesso prima dagli appalti che si era aggiudicato a Roma grazie alla giunta Veltroni e poi da tutti i lavori che nel tempo aveva conquistato, fra virgolette, a Napoli con l'arrivo del sindaco De Magistris, che gli tolse tutte le commesse. Tuttavia, Romeo ha continuato a prendere appalti in giro per l'Italia e ad accumulare un bel patrimonio. Alfredo Romeo si è sempre sentito tradito da una certa sinistra per non avere ricambiato il sostegno ricevuto, per cui non ha immaginato vendetta più sottile che comprarsi le due testate giornalistiche storiche della sinistra italiana, l'Unità e il Riformista, e affidarle a personaggi invisi alla sinistra, Piero Sansonetti, Matteo Renzi, oltre che esponenti di punta del fronte anti-magistrati. Inutile dire che Unità e Riformista non vendono, non sono letti, per cui l'impressione è che l'imprenditore si sia voluto togliere uno sfizio o occupare qualche spazio nella mazzetta diffusa ancora nei palazzi romani che contano. Ma che senso ha, prosegue su ilsussidiario.net Gennaro Davarzi, che senso ha per Renzi fare il direttore del Riformista? Sicuramente il senatore, a cui sembra piacere molto il denaro, arrotonderà le sue entrate. Un direttore costa a un editore almeno 1 milione di euro. Mortacci. Questa non la sapevo, ragazzi. Un direttore costa a un editore almeno 1 milione di euro. Porca putrella. Poi potrà disporre di un diritto di tribuna in TV, così da aggirare il veto posto da Calenda e fargli ombra mediaticamente. Infine, Matteo Renzi porta a casa un primo pezzo di progetto per un nuovo partito di centrodestra. Vale la pena di ricordare, infatti, che nella compagine iniziale del quotidiano Il Riformista c'è Deborah Bergamini, Forza Italia, e che con un Berlusconi sempre più in difficoltà sta nascendo un punto di aggregazione stabile per gli scontenti del governo Meloni. Così sul sussidiario. Giacomo Amadori si occupa dei piani di Matteo Renzi sulla Verità di stamani, pagina 9, l'ultima di Renzi, si fa pure un giornale. L'ex premier, imputato per finanziamento illecito, sarà il direttore editoriale del Riformista, sostenuto da un editore condannato per corruzione, Alfredo Romeo. Manco a dirlo, la linea sarà sparare sui pubblici ministeri, però ancora non si trova il giornalista che davvero guiderà la redazione, perché a Renzi gli daranno 1 milioncino di euro. Ma poi chi fa il direttore veramente? A una domanda sui sauditi, l'ex sindaco Renzi ha parlato di nuovo di rinascimento.
Il Rinascimento non è quella puttanata che avvenne in Italia fra 4 e 500, è ciò che sta accadendo adesso in Arabia Saudita. Sono stati contattati Minzolini, Barbano, Liguori, Velardi, ma per ora senza fortuna per dirigere veramente il nuovo riformista. Nei mesi scorsi risulta alla Verità, scrive Giacomo Amadori, che è stato fatto un casting per fare il direttore vero del riformista, non il Renzi. Nella redazione del quotidiano raccontano che sarebbero stati contattati, senza fortuna, Augusto Minzolini, Alessandro Barbano, Paolo Liguori e appunto Velardi, l'ex consigliere di D'Alema. Tra i nomi che circolano anche quello del 68enne Erasmo D'Angelis, renziano della Primora, già presidente di una partecipata a Firenze con Renzi, sindaco e poi direttore dell'Unità, nella breve parentesi in cui Renzi e Bonifazi avevano provato a rilanciare l'Unità nel 2015. Così racconta sul quotidiano La Verità Giacomo Amadori. Da oggi Ristretti Orizzonti, il giornale dei carcerati più conosciuto, ha un temibile concorrente, il Riformista diretto da Matteo Renzi, e l'esordio al veleno di Giacomo Amadori sulla Verità. Infatti chi ha problemi con la giustizia si fionderà in edicola non per comprare Ristretti Orizzonti, il giornale dei carcerati, ma il Riformista, per leggere cioè editoriali e articoli di un quotidiano diretto da un senatore, Matteo Renzi, imputato per finanziamento illecito, finanziato da un editore, Alfredo Romeo, condannato per corruzione. Ovviamente la linea sarà sempre la stessa. Se ci sono delitti e pene, è colpa dei magistrati e non dei presunti mariuoli. Proveremo a innovare nella continuità, ha detto il caro leader, rivendicando il proprio sangue democristiano, ha detto Renzi. In un'improvvisata conferenza stampa, Piero Sansonetti, direttore uscente del Riformista, direttore in pectore dell'Unità, e lo stesso Renzi hanno annunciato festosi la clamorosa novità. Il nuovo timoniere del Riformista, che tanto si è battuto come quotidiano per difendere Renzi e l'ex 007 Marco Mancini per la vicenda dell'incontro in autogrill, il nuovo direttore dunque ha spiegato che il suo giornale sarà soprattutto rivolto ai moderati di destra, centro e sinistra. Non sarà il quotidiano del terzo polo, ma anche del terzo polo. E ha ricordato che altri illustri parlamentari hanno diretto giornali. Ha citato Walter Veltroni, ma anche Sergio Mattarella. Ha dimenticato di dire che le loro erano direzioni politiche di quotidiani di partito. Ma il Veltroni in veste di praticante, Mattarella senza iscrizione all'albo dei giornalisti. Un lapsus che ci fa capire il progetto che Renzi ha per il Riformista, un destino da foglio di partito. Dunque, nessun conflitto di interessi. Il nemico, ha detto Renzi, saranno le fake news, eccetera, eccetera. Così sulla Verità, mentre sul quotidiano Il Fatto è Marco Travaglio a occuparsi del Riformista, ribattezzato il Riformatorio. Ci va perfino più cauto di Giacomo Amadori Travaglio. In ogni caso Renzi dirige il Riformista del coimputato di suo papà Renzi. Senatore per hobby, Matteo Renzi. Calenda ha avvisato solo poco prima, con Sansonetti chiamato a guidare l'Unità, appena comprata dallo stesso gruppo dell'imprenditore Romeo, adesso il leader di Italia Viva potrà usare il quotidiano per le sue vendette, scrive Il Fatto. Commenta Marco Travaglio nell'editoriale intitolato Il Riformatorio. Rimasto senza elettori, Renzi cerca lettori e riesce là dove suo papà aveva fallito per colpa del magistrato Woodcock, cioè farsi pagare da Alfredo Romeo, ma lecitamente, come neodirettore editoriale del Riformista, mentre Romeo progettava di dare sottobanco 30.000 al mese a T, iniziale di Papà Renzi, Tiziano, e 2.500 a RC, acronimo di Carlo Russo, amico di Papà Renzi, in cambio di possibili aiuti nella Consip dei manager nominati da Renzi figlio. E lo mise per iscritto Alfredo Romeo nei famosi pizzini letti e intercettati al consulente Italo Bocchino, che tra l'altro è ritornato in TV in pompa magna, adesso si sposa e compagnia bella.
poi trovati dal NOE e dei carabinieri nei cassonetti della Romeo Gestioni, che è anche la sede del Riformista e della nuova unità modello Samsonite, Sansonetti. Romeo, Bocchino, Renzi Senior e Russo sono a giudizio per traffico di influenze, ma quel processo, anche grazie alla Procura di Roma, porta buono agli imputati. Romeo è editore del Riformista e dell'Unità. Bocchino dirige Il Secolo d'Italia, che canta le lodi di Giorgia Meloni e adesso è sempre in TV sulla 7 di Urbano Cairo con Lili Gruber, come lo stesso Travaglio del resto. Il figlio di Renzi, Senior, cioè Matteo appunto, è direttore editoriale del Riformista, che le lodi di Renzi Junior le tesseva già prima, figurarsi adesso, manca solo il povero RC, cioè Russo Carlo Russo, l'amico di papà Renzi, che merita almeno la vice direzione, scrive Travaglio. Si attende con ansia la prima ospitata del neo collega in TV. Direttore Renzi, cosa ne pensa del senatore Renzi? O viceversa. Il massimo sarà quando il direttore Renzi intervisterà il senatore Renzi, o quando il direttore Renzi diffamerà qualcuno, sarà querelato e invocherà l'insindacabilità del senatore Renzi, o quando farà casino fra una querela e l'altra delle sue e si querelerà da solo. Lui, peraltro, scrive Marco Travaglio, è convinto di essere il direttore responsabile e dice che oltre a farne, ora potrebbe anche ricevere querele per articoli altrui, ma è una balla. Renzi non è neanche iscritto all'ordine dei giornalisti, lo è perfino Gasparri. Infatti è direttore editoriale del Riformista, non responsabile. Da quando lasciò la politica nel 16, facendosi eleggere in Senato nel 18 e nel 22, ha le idee confuse. Parlamentare della Repubblica Italiana, prende soldi dalla monarchia saudita, cosa impensabile in tutto l'Occidente, perfino a Montecitorio, ma non a Palazzo Madama. Entra nel consiglio di amministrazione della Delimobil, società italo-russa di car sharing partecipata da una banca di Stato moscovita. Ne esce con 40.000 euro il giorno dopo l'invasione dell'Ucraina e dà dei putiniani agli altri. Ora va a dirigere un giornale come se non ne dirigesse già, de facto, 4 o 5 e non ne avesse già affondato uno, l'Unità. Si potrebbe pensare, conclude Marco Travaglio, che lo faccia per sputtanare la politica e il giornalismo italiani, se non fossero entrambi già sputtanati per conto loro, almeno quanto lui. Più probabile che voglia stupire con effetti speciali, tipo spostare la redazione all'autogrill di Fiano con Mancini, caporedattore, o affidare la rubrica Libera Stampa e Motoseghe a Bin Salman. Ma va anche segnalata l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi, dove c'è il cognato d'Italia, ovvero il ministro Lollobrigida, in relazione alla vicenda della ex deputata 5 Stelle, ora Fratelli d'Italia, Silvestri, che ha messo in prima pagina sul Corriere della Sera le voci su di me, un politico di Fratelli d'Italia, costretta al test del DNA per tutelare mio figlio. Padri e figli d'Italia, titola il Fatto, DNA, lettere, minacce, terremoto in Fratelli d'Italia. La deputata scrive e il cognato Lollobrigida avverte. Tam tam di voci. La Silvestri, la deputata, ha scritto al Corriere: veleni su di me e su mio figlio. Io costretta, ha usato questo verbo, costretta al test di paternità. Costretta da chi? Il ministro Lollobrigida dice: vediamo adesso chi fa i nomi. Chissà perché il Lollobrigida, chissà perché, capirai che segreto di Pulcinella. Mentre al capezzale di Berlusconi ci sono la figlia Marina, il fratello Paolo, la moglie, eccetera, eccetera, ma Alice Ronzulli è stata rimbalzata fuori, l'abbiamo visto prima. Nel frattempo, cosa curiosa, Milano Today ha pubblicato per errore una bozza del necrologio, il coccodrillo, come si dice in gergo, di Berlusconi. È uscito un titolo: è morto Silvio Berlusconi, coccodrillo. Era una prova, naturalmente, una bozza. È stato pubblicato per errore il titolo, appunto, è morto Silvio Berlusconi, coccodrillo. Speriamo almeno, scrive Dago Spia, che gli allunghino la vita, questo errore gli allunghi la vita a Silvio Berlusconi. Le scuse del direttore della testata, Alessandro Rovellini: è stato un infortunio disdicevole e grave, ci siamo accorti immediatamente dello sbaglio, ma il pezzo si è indicizzato per pochi attimi.
A proposito di Silvio Berlusconi, noi mandiamo in onda quella celebre barzelletta di quando Berlusconi ha parlato col Padre Eterno, per scongiurare il tutto naturalmente, ma anche per estrema simpatia nei confronti del Berlusconi, il raccontatore di barzellette. Piacerebbe anche a lui, non ne abbiamo alcun dubbio. Questa barzelletta godetevela così, per testimoniare uno dei lati del camaleontico Silvio Berlusconi. Beh, ma in cielo, ragazzi, avete sentito cosa è successo quando è salito Berlusconi? Che subito Padre Eterno l'ha voluto chiamare da lui. È entrato nell'ufficio del Padre Eterno. I colloqui col Padre Eterno di solito durano 3 minuti, perché lui sa già cosa hai in mente tu e ti dice soltanto le cose che vuole dirti lui. Invece passano 3 minuti, niente, 10 minuti, niente, mezz'ora, niente, tutte le anime sante, come mai? Angeli, arcangeli, beati, tutti si affollano intorno lì, sai, siccome sono puro spirito, ce ne stanno milioni intorno, finalmente dopo 2 ore si apre la porta, esce il Padre Eterno che tiene una mano sulla spalla di Berlusconi e sentono che gli dice queste parole: Silvio, la tua idea di trasformare il paradiso in una società per azioni e di quotarla in borsa mi è piaciuta moltissimo. C'è solo una cosa che non capisco. Perché io dovrei fare il vicepresidente? Capito la storiella, interessante. Mentre gli uomini sniffavano e a mezzanotte arrivavano le escort. Le Iene hanno intervistato su Italia 1 il misterioso testimone che ha raccontato di aver partecipato a 5 festini a base di droga e mignotte con Matteo Messina Denaro. C'era gente della Palermo Bene. Al tavolo di Messina Denaro c'erano avvocati, c'erano giudici, componenti della magistratura, giudici, imprenditori. Avvocati, ok, giudici, imprenditori. Il boss aveva mocassini costosi, un orologio che minimo valeva 140.000 euro, eccetera. Le Iene, servizio della puntata del 4 aprile, intervistano il testimone anonimo che ha raccontato di aver partecipato a festini a base di droga e escort con personaggi importanti e di aver incontrato in una di queste serate anche Matteo Messina Denaro sotto il nome di Andrea Bonafede. 5 festini tra il 20 e il 21. Gente della Palermo Bene, cene a base di pesce, champagne e droga, tutto di lusso. Poi dopo la cena si faceva un bagno in piscina, si chiacchierava, gli uomini iniziavano a sniffare e verso la mezzanotte arrivavano le escort. Alcune ragazze sembravano conoscere già le persone. Queste le parole con cui il testimone ribadisce la sua versione ai microfoni di Filippo Roma delle Iene. Il testimone fa anche il nome dell'organizzatore del festino, che l'inviato delle Iene raggiunge. L'uomo ovviamente nega tutto, mai stato in queste feste, ma magari. E poi aggiunge: in quella zona non c'è nessuna villa con piscina. Invece le Iene hanno potuto vedere con i loro occhi la villa esattamente come descritta dal testimone. E poi il racconto di quello che sarebbe stato l'incontro con il boss, allora latitante, Matteo Messina Denaro, un uomo che si presenta come Andrea Bonafede, dice l'intervistato, vestito con il mocassino, una camicia di lino, indossava costosi mocassini, appunto, aveva un orologio con diamante, poi diceva che aveva fatto un'operazione. È arrivato accompagnato da un medico, non si spostava senza il medico. Al tavolo di Messina Denaro c'erano avvocati, giudici, imprenditori, un politico molto famoso, ma non era venuto con la moglie, ma con una bella ragazza. E poi la domanda: come hai fatto a sapere che era lui? Il suo volto, il suo atteggiamento, dice il testimone, e aggiunge: per la mia incolumità e della mia famiglia mi sento di restare anonimo. Qui tutti fanno non vedo, non sento, non parlo, ma bisogna che qualcuno cominci a parlare. Al tavolo di Messina Denaro, avvocati, giudici, imprenditori e un politico molto famoso, ma non era venuto con la moglie, ma con una bella ragazza. Viva l'Italia! L'Italia, il nome dell'uomo? Voglio vedere chi è il primo che lo scrive, ha detto il cognato d'Italia, il ministro Lollobrigida.
intervenendo sul caso di Rachele Silvestri, la deputata di Fratelli d'Italia, costretta a fare un test di paternità al proprio figliuolo. Tutto nasce da un tweet di Selvaggia Lucarelli che ha scritto: non mi è chiaro perché per mettersi a tacere un gossip debba esporsi solo la protagonista femminile della vicenda. Così sa tanto di donna che salva la faccia all'uomo di potere. E Lollobrigida, la buvette, commenta: il nome non l'ha fatto nessuno, non è ancora uscito su nessun giornale, voglio vedere chi è il primo che lo scrive. E intanto Antonello Caporale sul Fatto commenta questa storia. Fratelli d'Italia, il gossip sul figlio e il ministro Lollobrigida che avverte: vediamo chi è il primo che scrive il nome dell'uomo che avrebbe messo incinta la deputata di Fratelli d'Italia, che poi invece ha fatto per costrizione il test del DNA per dire che invece il figlio è del suo compagno e non di uno di Fratelli d'Italia, di un capoccione di Fratelli d'Italia. Su di me calunnie, ha detto la deputata, di una relazione clandestina. Il ministro Lollobrigida ai giornalisti dice il nome dell'uomo, voglio vedere se avete il coraggio di fare il nome, dice, dice il ministro. E la chiudiamo così perché Giorgia Meloni, si domanda Dago Spia, non ha rilasciato alcuna dichiarazione di solidarietà alla deputata Rachele Silvestri che ha fatto outing. In fondo la deputata, costretta a fare il test di paternità al figlio appena nato, è stata eletta con Fratelli d'Italia e ne hanno espresso solidarietà un sacco di gente del PD. Perché Giorgia Meloni è stata zitta? Sia come presidente del partito che come premier donna avrebbe potuto dire qualcosa. Come mai non ha proferito parola? Questioni di famiglia? Punto di domanda. Mentre lasciamo questa questione, Giorgia Meloni ha incontrato ieri il ben più attraente primo ministro spagnolo, più attraente rispetto a queste storiacce ovviamente, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, il quale ha detto: mi querida Jorgia, mia cara Giorgia, le ha dato del tuo, sono amiconi, sebbene uno sia socialista l'altra di destra. Comunque al di là di quello, sul quotidiano Avvenire c'è la sintesi dell'incontro. Meloni-Sanchez scoprono convergenze atipiche sull'economia e sui migranti. Sui migranti la Spagna non ne prende, l'Italia sì, questa è una convergenza divergente, diciamo così. In ogni caso c'è sintonia fra Italia e Spagna, fra due premier che militano su sponde opposte, a partire da immigrazione e nuovo patto di stabilità sui conti. Lo spagnolo annuncia che nel suo semestre di presidenza promuoverà riforme su entrambi i punti. Tanto un cara Giorgia non si nega a nessuno, una stretta, baci, abbracci e naturalmente i soliti baci, saluti e baci dalla terra dei feaci, questo è ovvio. Dalla terra dei feaci alla terra dei cachi il passo è molto breve. Intanto lasciamo Avvenire. C'è una cosa divertente che sta facendo il giro di internet, la riporta la stampa.it, ma la riportano un po' tutti, Dagospia se ne diverte sopra. È l'ora di essere asfaltato. Vi ricordate Macron, il presidente francese, che a un certo punto si toglie, si mette le mani sotto il tavolo mentre è in televisione, si è accorto che aveva l'orologiazzo da decine di migliaia di euro, parlando di poveracci a cui alzi l'età della pensione, molto meno che in Italia, per carità, però insomma parlando di gente a cui alzi l'età della pensione, fare sacrifici, compagnia bella, non è bello avere l'orologiazzo da decine di migliaia di euro. Dunque il Macron ti infila il braccio sotto il tavolo e con l'altra mano si toglie l'orologio. Una cazzata simile l'ha fatta anche il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner, il quale è stato travolto dalle polemiche per essersi sfilato un orologio di lusso durante un programma televisivo, ma non è stato, tra virgolette, abile come Macron. Non ha aspettato i titoli di coda e l'immagine di lui che si reinfilava, ha fatto l'opposto, al polso il prezioso orologio, non è passata inosservata. Una scena che ha ricordato appunto la figura di merda di Macron, scrive Dagospia. E in questo caso invece il ministro delle finanze tedesco si era tolto l'orologio prima di andare in onda, perché insomma ha tratto insegnamento dalla figura di palta di Macron. Quindi prima di andare in TV si è tolto l'orologio. Solo che non ha aspettato che finisse la trasmissione e se l'è reinfilato prima che si concludesse la trasmissione. Quindi ha fatto un'altra figura di paltone.
Intanto, a proposito di cose europee, vi segnalo il bel pezzo di Francesca Lucchini su avanti.it. Ne ha parlato quasi nessuno, ma ci sono state perquisizioni al Parlamento dopo il Qatargate presso il Partito Popolare Europeo. Ne ha parlato Scenari Economici, ci torna sopra avanti.it. Cioè ve la dovete proprio cercare sta notizia. Nuove perquisizioni a Bruxelles. Dietro al blitz della polizia belga nella sede del Partito Popolare Europeo, avvenuta la perquisizione ieri mattina, intorno alle 9, vi sarebbe un'indagine per frode finanziaria legata al deputato popolare tedesco Mario Voigt. Su di lui pende un'inchiesta in Turingia. L'eurodeputato lì è capogruppo parlamentare della CDU per aggiudicazione di un appalto a un'agenzia di comunicazione di Jena in Germania nell'ambito delle elezioni europee del 19. In quell'occasione Voigt aveva lavorato per la campagna elettorale di Manfred Weber, il capogruppo del Partito Popolare Europeo, come responsabile dell'area digitale, gestendo il lavoro sui social media. E l'inchiesta riguarderebbe una parte del contratto che l'onorevole Voigt aveva subappaltato all'agenzia digitale tedesca. I dettagli sul suo rapporto con l'agenzia sono ancora tutti da chiarire. Pare comunque che il deputato avesse ricevuto 17.000 euro nell'operazione di subappalto, come le perquisizioni effettuate lo scorso autunno dalla polizia di Erfurt negli uffici e nelle abitazioni del deputato in Turingia portarono a sospettare. A effettuare le perquisizioni ieri a Bruxelles, che hanno fra l'altro portato al sequestro di alcuni computer, è stata anche la polizia tedesca, dal momento che il tribunale distrettuale di Erfurt ha deciso di avviare un'azione coordinata con il Belgio. Dunque, conclude Francesca Lucchini su avanti.it, a pochi mesi dallo scoppio del Qatar Gate, che aveva coinvolto numerose ONG, deputati e sindacati, e che avevano visto il pagamento di numerose tangenti anche in cambio del silenzio sulla questione della violazione dei diritti umani in Qatar. Dunque tornano le perquisizioni nel Parlamento europeo e si aprono nuove crepe a Bruxelles alla vigilia delle prossime elezioni 2024. Se però il Qatargate aveva investito solo la compagine socialista del Parlamento europeo, adesso un nuovo scandalo potrebbe coinvolgere la più grande coalizione parlamentare europea, quella legata al PPE, al Partito Popolare Europeo. A proposito di scenari internazionali, su Euronews c'è un'intervista al segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken, il quale si dice fiducioso, anzi certo, che la Svezia aderirà anche lei alla NATO, all'Alleanza Atlantica, entro il vertice della NATO in programma a Vilnius l'11-12 luglio. Per allora i due paesi dell'alleanza ancora recalcitranti, Turchia e Ungheria, dovranno ratificare l'adesione, ha detto il ministro degli esteri, il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken, in un'intervista a Euronews dopo la riunione dei ministri degli esteri alleati a Bruxelles. Nel frattempo c'è un'intervista invece interessante sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 15, a Dmitry Suslov, consigliere del Cremlino di Putin e direttore del Centro Studi Europei e Internazionali presso la Scuola Superiore di Economia di Mosca. Se l'offensiva ucraina fallirà, la Russia lancerà l'attacco finale con oltre 400.000 uomini. Nessun negoziato è possibile quest'anno. Siamo sicuramente alla vigilia di una grossa offensiva da parte dell'Ucraina, dice Dmitry Suslov. Il probabile obiettivo sarà il mare di Azov, nel tentativo di tagliare il collegamento con la Crimea, dice Suslov. Dalla prospettiva russa, l'Occidente sta scommettendo molto sul successo di questa offensiva ucraina, sia per ragioni militari, poiché la quantità di armi e munizioni che può fornire all'Ucraina comincia a scarseggiare dopo le consegne degli ultimi mesi, sia per ragioni politiche, dato che il sostegno alla causa ucraina nelle società occidentali comincia a declinare, in particolare negli Stati Uniti, in vista delle presidenziali del prossimo anno. Non è per nulla scontato, dice Dmitry Suslov al Corriere della Sera, non è scontato, per esempio, che in estate il Congresso autorizzerà i nuovi fondi per l'Ucraina, quando quelli attuali saranno esauriti. L'Occidente ha un interesse fortissimo che l'offensiva ucraina sia vincente, perché se questo non dovesse accadere, nella seconda parte dell'anno l'Ucraina si troverebbe in una posizione molto più debole e allora sarebbe la Russia a lanciare l'offensiva.
La narrazione occidentale che Mosca abbia già tentato e fallito l'offensiva in Donbass è falsa, spiega Suslov. Non è stato un tentativo su vasta scala, nel senso convenzionale del termine, ma una maggior pressione senza uso massiccio di truppe sul terreno. Sono state impiegate piccole unità, non ci sono state vere manovre. La Russia ha esercitato una pressione per indebolire gli ucraini, diminuendone il potenziale offensivo. La Russia sta usando detenuti, l'Ucraina truppe regolari. Dopo le recenti forniture di carri armati tedeschi e britannici MiG-29 polacchi, dice Paolo Valentino, l'intervistatore del Corriere della Sera, l'Ucraina si è oggettivamente rafforzata. Questo non impensierisce la Russia? Risponde Dmitry Suslov, non dobbiamo esagerare né sottovalutare il potenziale militare dell'Ucraina, ma guardiamo i numeri. Finora, secondo le nostre stime, sono stati consegnati 57 nuovi tank su 300 promessi, compresi i Leopard 2 tedeschi e i Challenger britannici. Se anche arrivassero tutti, non sarebbero molti, dice Suslov, il cui ragionamento, l'intervista è a pagina 15 del Corriere della Sera di oggi, proseguiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Residui fenomeni sul nostro paese solo sulle regioni meridionali, altrove il tempo sarà stabile, con clima gradevole di giorno, freddo fino al mattino. Nella prima parte della giornata tutto sole al centro-nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre al sud avremo un po' più di instabilità, anche con qualche precipitazione residua, specie sulla Calabria. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, le nubi tenderanno ad aumentare al nord-ovest, temperature massime in leggera ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E allora torniamo all'intervista interessante a Dmitry Suslov sul Corriere della Sera. Intanto abbiamo ascoltato un pezzettino dal Lago dei Cigni di Tchaikovsky, direttore André Previn, la London Symphony Orchestra, André-Georges Previn, nato Andreas Ludwig Previn a Berlino il 6 aprile del 1929, pianista, direttore d'orchestra, compositore, è il nostro primo ospite del calendario musicale. Grazie a Federico Borsari, come sempre in regia, e non solo in regia, perché cura anche
impareggiabilmente la parte del calendario della musica. E intanto torniamo, dicevamo, all'intervista al direttore del Centro Studi Europei Internazionali della Scuola Superiore di Economia, uno dei più importanti istituti di politica estera russa, Dmitry Suslov, il quale dice appunto al Corriere della Sera: non dobbiamo né esagerare né sottovalutare il potenziale militare dell'Ucraina. Guardiamo ai numeri: i 57 tank su 300 promessi. Se arrivassero tutti 300 promessi non sarebbero molti i carri armati per l'Ucraina, tenuto conto anche del resto: blindati, obici, munizioni e caccia. Quella ucraina è una minaccia seria. Non credo tuttavia che queste siano le armi magiche in grado di fare la differenza. La questione più importante è cosa succederà se gli ucraini falliscono, nonostante tutti questi aiuti. L'Occidente non avrà molto per rimpiazzare questo arsenale e l'Ucraina si troverà scoperta o quasi, mentre la Russia, come hanno correttamente valutato alcuni media occidentali, mobiliterà 400.000 nuovi volontari entro fine anno e sarà pronta a lanciare un'offensiva vera. I negoziati, probabilità zero, dice Suslov. L'Occidente non permetterà all'Ucraina di entrare né parteciperà in alcun negoziato prima dell'offensiva di primavera. La nostra lettura della posizione occidentale è che se l'attacco ucraino ha successo e la Crimea sarà minacciata, allora la situazione sarà propizia a un negoziato. Ma se questo non succede, sarà la Russia a non consentire alcuna trattativa prima della controffensiva in autunno. Non mi aspetto nulla sul fronte negoziale entro il 2023. Domanda Paolo Valentino. La nuova dottrina di politica estera russa, presentata da Putin e Lavrov, indica gli Stati Uniti come principale fonte di minaccia per la Russia. La conferma che ogni ponte è bruciato? Risponde Suslov. Il passaggio cruciale di quel documento è quello in cui la Russia si definisce non solo come Stato, ma anche come civiltà indipendente, distinta da ogni altra. Secondo, il documento descrive correttamente lo stato del mondo, dove da un lato l'alleanza occidentale conduce una guerra ibrida globale contro la Russia, che vuole indebolire e distruggere. Dall'altro vediamo cambiamenti fondamentali e rapidi verso la creazione di un mondo multipolare, dove emergono nuovi attori accanto alla Cina, come l'Arabia Saudita, la Turchia, gli altri paesi asiatici, tranne poche eccezioni, e quelli africani. Questo si traduce in una doppia azione di politica estera della Russia. Da un lato combattere una guerra con l'Occidente, dall'altro rafforzare la cooperazione con il resto del mondo, quello non occidentale, che è la maggioranza. C'è una nuova gerarchia nei nostri interessi strategici che mette in primo luogo le aree vicine, seguite da Cina e India, quindi dal mondo islamico e quello africano, e solo alla fine l'Occidente, visto come avversario. Certo, prosegue Suslov, differenziamo tra l'Europa e l'Occidente anglosassone, che è il nucleo duro. Se i paesi europei cambiassero politica, saremmo pronti a riprendere la cooperazione. Infine, la Finlandia è entrata nella NATO. Da questo momento, conclude Suslov, se ci fosse una guerra NATO-Russia, a differenza che in passato, il territorio finlandese sarebbe teatro centrale dello scontro. La Russia deve prepararsi, per esempio militarizzando il suo quadrante a nord-ovest. La dimensione di questo rafforzamento sul confine nord-occidentale dipenderà da cosa vedremo in Finlandia, se ci saranno cioè missili a media o lunga gittata, basi, truppe NATO, armi nucleari. A ogni mossa risponderemo a tono. Così si conclude la simpatica conversazione con Dmitry Suslov sul Corriere della Sera, mentre su Asia News vi segnalo un articolo dedicato a Macron e von der Leyen in Cina, sul piatto Ucraina e commercio. I due leader vogliono mostrare un fronte unito nei rapporti con Pechino da parte dell'Europa. Si aspettano pressioni per convincere il presidente cinese a intervenire per fermare il conflitto ucraino. La Francia è interessata anche a nuovi contratti con i cinesi, pecunia, non olet. La presidente della Commissione europea ha una posizione più dura verso la Cina, scrive Asia News. A proposito di rapporti internazionali e di questioni economiche sottostanti, vi segnalo un altro bell'articolo su avanti.it a firma di Giorgia Audiello. La guerra dei cavi tra Stati Uniti e Cina per il primato tecnologico globale. La competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, che decreterà la futura egemonia globale,
passa anche attraverso la competizione sul controllo dei cavi sottomarini che trasportano i dati nel mondo, al centro di una battaglia tra le due superpotenze. Washington ha ostacolato i progetti cinesi all'estero e bloccato le rotte via cavo di Big Tech verso Hong Kong, oltre ad aver impedito alla società cinese di cavi sottomarini HMN Technologies di aggiudicarsi un importante contratto per la posa di un cavo di oltre 12.000 miglia di fibra che corre lungo il fondale marino, valore 600 milioni di dollari, per trasportare dati dall'Asia all'Europa attraverso Africa e Medio Oriente a velocità ultra rapide. Si tratta del South East Asia Middle East Western Europe 6, o più brevemente SIMIWE 6. Sono proprio i dati la chiave per lo sviluppo delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, indispensabile a sua volta per primeggiare nella quarta rivoluzione industriale, i cui pilastri, oltre all'intelligenza artificiale, sono l'Internet delle cose, Internet of Things, e la rete 5G. Nel mondo ci sono più di 400 cavi che corrono lungo i fondali marini, trasportano il 95% e oltre di tutto il traffico internet internazionale, secondo Telegeography, società di ricerca sulle telecomunicazioni con sede a Washington. Queste condotte di dati, che trasmettono di tutto, dalle email alle transazioni bancarie ai segreti militari, sarebbero vulnerabili ad attacchi di sabotaggio e spionaggio, come riferito da funzionari governativi statunitensi all'agenzia britannica Reuters. Per questo motivo Washington e Pechino si contendono il loro controllo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche, sia sulla questione di Taiwan che su quella ucraina. Riguardo a quest'ultima, la Cina ha sempre evitato di condannare l'aggressione russa, ma è sul campo tecnologico che si gioca la sfida tra le due potenze. Pechino vuol diventare il principale produttore mondiale di tecnologie avanzate, tra cui cavi sottomarini, chip, semiconduttori, intelligenza artificiale e droni. E il dominio tecnologico consentirebbe alla Cina di rafforzare la sua crescente influenza internazionale a scapito della potenza americana e il suo arsenale militare con armamenti sofisticati, ottenendo così un notevole vantaggio competitivo in ambito geostrategico. Proprio per questo Washington non è rimasta a guardare, ha iniziato a dar battaglia alla Cina, non solo riportando la produzione tecnologica dentro i confini americani e ostacolando lo sviluppo di microprocessori fondamentali per algoritmi, potenza di calcolo e big data, ma anche sabotando la società cinese HMN Tech, quella di cui parlavamo prima, la HMN Technologies, il costruttore di cavi sottomarini in più rapida crescita al mondo nell'ultimo decennio. La società cinese HMN Tech nel 2020 era stata selezionata per produrre e posare il cavo SIMIWE 6, quello di cui sopra, da un consorzio di più di una dozzina di aziende globali, tra cui comparivano 3 società di telecomunicazioni cinesi, China Telecommunications Corporation, China Mobile Limited, China United Network, la statunitense Microsoft Corporation e la società di telecomunicazioni francese Orange. Il cavo, che dovrebbe essere terminato nel 2025, collegherà una dozzina di paesi e si snoderà da Singapore alla Francia, attraversando 3 mari e l'Oceano Indiano. In seguito alla selezione della compagnia cinese per realizzare l'infrastruttura, il governo degli Stati Uniti ha cominciato a esercitare pressione su aziende e paesi stranieri per sottrarre l'appalto a Pechino e affidarlo invece all'americana Subcom LLC, sede in New Jersey, anno di fondazione 1955, oggi una delle 3 maggiori società di cavi sottomarini al mondo. L'intento del governo statunitense era quello di scongiurare la possibilità che HMN Tech cinese potesse inserire apparecchiature di sorveglianza remota all'interno del cavo. Secondo quanto riferito a Reuters dall'agenzia statunitense Commercio e Sviluppo, USTDA, per aiutare Subcom americana a vincere l'appalto, la stessa agenzia ha offerto borse di formazione per 3,8 milioni di dollari a 5 società di telecomunicazioni nei paesi lungo il percorso del cavo, in cambio della scelta di Subcom americana come fornitore. Contemporaneamente i diplomatici americani hanno avvertito le aziende coinvolte
che Washington avrebbe imposto sanzioni paralizzanti a HMN Tech, la società cinese, mettendo a rischio il loro investimento nel progetto via cavo. 2 mesi dopo, febbraio del 2022, Subcom, la società americana, ha annunciato che il consorzio le aveva assegnato il contratto per costruire il cavo Simi 6, mentre la Casa Bianca, giugno del 22, ha pubblicato un documento in cui affermava che il governo degli Stati Uniti aveva contribuito a garantire l'aggiudicazione del contratto a Subcom. Quello del cavo Simi 6 è solo uno degli almeno 6 accordi privati di cavi sottomarini nella regione Asia-Pacifico degli ultimi 4 anni, in cui il governo degli Stati Uniti è intervenuto per impedire alla cinese HMN Tech di vincere l'appalto o per reindirizzare o abbandonare cavi che avrebbero collegato direttamente gli Stati Uniti con territori cinesi. La guerra dei cavi, conclude Avanti.it, Giorgia Audiello, la guerra dei cavi rientra nel più ampio contesto della guerra tecnologica e geopolitica tra Stati Uniti e Cina. Il predominio tecnologico è la chiave di volta per il primato geopolitico globale che potrebbe determinare il declino del nuovo secolo americano e la ascesa del secolo asiatico, un'eventualità che gli Stati Uniti stanno cercando di scongiurare ovviamente in ogni modo. A proposito di colossi, J&J ha proposto 8,9 miliardi per assolvere il suo borotalco, il Baby Powder Johnson. Il colosso punta a sfruttare una normativa sulla bancarotta per chiudere, racconta Avvenire, un accordo con 40.000 cause giudiziarie pendenti. I ricorrenti accusano i prodotti della Johnson & Johnson contenenti tracce di amianto di avere provocato il cancro. Dopo aver annunciato nei mesi scorsi lo stop alla vendita del suo borotalco in tutto il mondo, a partire da quest'anno, il colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson vuole chiudere la partita costituita legalmente da migliaia, più di 40.000 cause legali in cui deve difendersi Johnson & Johnson dall'accusa di aver provocato il cancro con i suoi prodotti a base di talco. L'intenzione della J&J passa, manco a dirlo, da un esborso di denaro, ben 8,9 miliardi di dollari, e punta a sfruttare una normativa statale del Texas sulla bancarotta, sempre che i giudici non abbiano nulla in contrario. Per la società, che ha sede in New Jersey, l'intesa, che deve essere approvata dal tribunale, risolverà in modo equo i contenziosi. Non è detto che i ricorrenti siano proprio tutti d'accordo, intanto per la cifra ritenuta da molti insoddisfacente, perché sono circa 40.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson per il suo talco contenente tracce di amianto, che secondo molti clienti ha provocato cancro alle ovaie. L'azienda non ha mai ammesso illeciti, ma ha smesso di vendere il prodotto per bambini negli Stati Uniti e in Canada nel maggio 2020, prima di annunciare l'agosto scorso che interromperà le vendite in tutto il mondo da quest'anno. Secondo i consumatori, il gruppo avrebbe minimizzato o deliberatamente nascosto i rischi di tumore causati dal prodotto, dal talco della Johnson, il borotalco. L'azienda, che ha annunciato la progettazione di un nuovo talco completamente a base di amido di mais, continua a credere che le affermazioni siano prive di valore scientifico. Ciò nonostante, la multinazionale ha istituito una società controllata, la LTL Management, per far fronte alle cause legali, ricorrendo anche alle norme locali previste dalla bancarotta. Insomma, J&J, Johnson & Johnson, propone 8,9 miliardi di dollari per chiuderla col suo talco cancerogeno o presunto tale. Cambiamo argomento, torniamo a Milano, perché se non l'avete ancora fatto vi consiglio di mettere tra i vostri siti preferiti, quelli di cui approvvigionarvi per leggere cose interessanti, anche arcipelagomilano.org, diretto dal battagliero Luca Beltrami Gadola, una vita a Milano come costruttore di sinistra, ma la sinistra quella che pugnava, combatteva veramente, Milano e il brand negativo.
È il titolo dell'ultimo intervento, l'ultimo articolo del 4 aprile di Luca Beltrami Gadola su una città, Milano, che occorre tenere d'occhio, non tanto così per curiosità, ma perché insomma è una partita interessante e importante quella che si gioca qui sotto molti profili. Sulla stampa e sui social il cosiddetto modello Milano, scrive Beltrami Gadola, non ha gli articoli sulla giunta di Milano, sul sindaco Sala, non sono più semplici cronache sull'attività amministrativa, spesso elogiativi, che avevano come fonte i comunicati stampa del comune stesso, ma critiche sempre meno velate sull'attività dell'amministrazione comunale. L'ultima intervista all'architetto Mario Botta sul Corriere della Sera, l'abbiamo citata l'altro giorno, ha dato un colpo duro all'amministrazione comunale. Cosa è successo? Semplicemente, scrive Luca Beltrami Gadola, i riflettori si sono accesi sull'aumento degli affitti delle case, sulla difficoltà di chi cerca appartamenti in acquisto, specie di piccola taglia, sull'abbandono della città da parte di molti residenti, sul continuo consumo di suolo, sulle condizioni dell'aria sempre peggiori, al di là di tutta la retorica, i divieti, le aree B, C, A, D, E, F, G, Q, sulla sporcizia delle strade, indubitabile, una roba terrificante, altro che Milano europea, sul traffico e le autovetture in sosta in doppia fila, sulla ormai grottesca vicenda degli stadi e su altre vicende di minor conto, come la gestione milanese dei fondi PNRR. Minor conto, ma non tanto, scrive Beltrami Gadola. Insomma, una sorta di brand Milano, ma al negativo, scrive Beltrami Gadola su arcipelagomilano.org. Dunque, in tutto questo la questione casa tiene banco non da oggi, ma da ieri e ancora prima. Un problema storico per l'Italia, ne parlò, pensate, Luigi Einaudi, nelle cronache economiche e politiche di un trentennio, 1893-1925, in un capitolo intitolato Gli organizzatori della fame di case. E scriveva Einaudi, il problema è per se stesso abbastanza serio per inquilini e costruttori. I soliti disturbatori stanno rendendolo imbrogliatissimo e quasi insolubile. Trattasi dei fabbricanti di decreti, gente in apparenza d'animo gentile e fervido, di sviscerato amore per le masse. In realtà gente nemicissima del genere umano. Il Corriere della Sera, osserva Beltrami Gadola, riprende i dati di una ricerca sul mercato immobiliare milanese e ci dice che 3 milanesi su 4 desiderano abbandonare il centro storico, ormai invaso da uffici e grande distribuzione, per andare in periferia, in quartieri ben serviti dai mezzi pubblici, magari in quartieri come Nolo, con una discreta dotazione di aree verdi. Ma siamo di fronte a un effetto della cosiddetta gentrification, una sorta di migrazione dei residenti verso aree urbane dove le case costano meno, ma con due effetti negativi: l'innalzamento dei prezzi di mercato di tutta la città e l'espulsione delle fasce più deboli da questi quartieri semiperiferici verso l'estrema periferia, una sorta di migrazione che penalizza le fasce più deboli, costrette a spostarsi in quartieri meno dotati di servizi e nei quali il mix di nazionalità straniere non ancora integrate crea un problema per chi ci arriva. Insomma, la riflessione è complessa e la persona è seria. Luca Beltrami Gadola è un osservatore serio e che ormai non ha più niente da, come dire, non l'ha mai avuto, per carità, però insomma è uno che parla molto chiaro e ve lo consiglio di tenerlo sott'occhio, questo arcipelagomilano.org. Intanto i quotidiani, la prima pagina le abbiamo già viste senza andarci troppo sopra, vediamo però la prima pagina dei nostri amici del Quotidiano di Sicilia, che aprono con 156 miliardi di spesa assistenziale, una follia politica. L'intervista il professor Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, già sottosegretario nei due governi Berlusconi con il ministro Maroni. Comunque la spesa assistenziale non ha aiutato i poveri, li ha raddoppiati, osserva Brambilla. L'altra grave questione sono gli stipendi troppo bassi. L'intervista e l'inchiesta, pagina 7. Mentre lasciamo anche il Quotidiano di Sicilia, qui un'occhiatina la diamo al Nuovo Riformista con Matteuccio Renzi in prima pagina, così sarà il mio riformista, e con un'intervista all'ex vice segretario del Partito Socialista Di Donato, il quale torna sullo scambio
all'epoca di Tangentopoli fra magistrati e politica. Se voi confessate tutto, noi non vi inquisiamo. Il PM Greco, racconta l'ex socialista Di Donato, mi offrì un salvacondotto in cambio della testa di Craxi. Pensa un po'. Mentre dal Riformista, lasciamo la prima pagina, su questo tema vi segnalo il pezzo di Emanuele Boffi, che non sarà con noi purtroppo oggi perché è in viaggio, è direttore di Tempi e Tempi.it, su Mani Pulite, la trattativa segreta fra Stato e magistrati. In un libro, l'ex pubblico ministero del Pool di Milano, Gerardo Colombo, scrive che ai tempi di Tangentopoli si proponeva agli indagati uno scambio tra ricostruzione dei fatti e estromissione del processo. Adesso mandiamo un piccolo jingle, perché devo fare una piccola operazioncina, diciamo, tecnica, e poi leggiamo qualche passaggio della considerazione di Emanuele Boffi, tra pochissimo. Eh no, Federico Borsari mi fa degli scherzi terribili. Se tu mi mandi un brano così, io non ho più voglia di fare una pausa breve, mi viene voglia di ascoltarmelo tutto. Scott Joplin, The Ragtime Dance, al piano André Previn, che abbiamo visto prima nascere oggi, 6 aprile 1929 a Berlino. Oltre che un musicista classico eccelso, compositore, pianista e direttore d'orchestra, è stato uno degli amanti di questa straordinaria musica che è il ragtime. E qui lo sentiamo al pianoforte André Previn, al violino un altro grandissimo, Isaac Perlman, violinista e direttore d'orchestra israelo-statunitense. Beh, insomma, ce lo dobbiamo ascoltare un po' di più, mi spiace. Federico, hai scelto proprio una perla musicale, quindi ce l'ascoltiamo, mi spiace. Un minuto o due, dai. Poi torniamo alla carta stampata e non stampata. E allora, è una perla, è una roba meravigliosa e bellissima.
Ragtime Dance di Scott Joplin, André Previn al pianoforte, Isaac Perlman al violino. Fantastico, è difficile poi tornare alla melma quotidiana, che ci torniamo comunque. Ieri si è parlato, scrive Emanuele Boffi su tempi.it, del riformista, perché Sansonetti, Piero, il direttore, ha annunciato che lascerà la direzione per andare a guidare l'Unitalia. È subentrato coup de théâtre Matteo Renzi nelle vesti di direttore editoriale. Auguri sinceri a entrambi, ma non è questa la notizia. Il fatto è che ieri il giornale più garantista d'Italia recitava in un titolo d'apertura: nel 92 fu colpo di Stato, le clamorose rivelazioni dell'ex PM Colombo. La procura propose la resa alla classe politica, alla DC, offrendo impunità in cambio di dimissioni. È da poco andato in libreria L'Ultima Repubblica, volume postumo di memorie di Enzo Carra, l'ex portavoce del democristiano Forlani, divenuto noto ai più per l'immagine che lo ritrae con gli schiavettoni ai polsi durante il suo arresto, Milano, febbraio 93. Quella foto è una delle immagini simbolo di Tangentopoli. Per alcuni, scrive Boffi, per i più, fu il segno che anche i potenti finalmente finivano in galera. Per gli altri, i pochi garantisti, un indegno simbolo della furia ideologica giustizialista, una inutile e vendicativa gogna. L'introduzione al libro di Enzo Carra, L'Ultima Repubblica, è firmata da Gherardo Colombo, l'unico appartenente al pool di magistrati di Mani Pulite che negli anni ha aperto a un ripensamento critico di quella stagione. A un certo punto Colombo scrive testualmente queste parole: due punti virgolette, eppure non una persona sarebbe andata in carcere se, come suggerito nel luglio 92, ben prima della nomina di Martinazzoli, la politica avesse scelto di seguire la strada dello scambio tra ricostruzione dei fatti e estromissione dal processo. Chi avesse raccontato, restituito, temporaneamente abdicato alla vita pubblica non avrebbe più avuto a che fare con la giustizia penale. È una notizia questa? Sì e no, verrebbe da dire, scrive Emanuele Boffi. Sì, clamorosa, come giustamente fa notare Sansonetti, perché Colombo svela un aspetto finora sconosciuto di quella stagione e sconvolgente. Ci dice che nel luglio del 92, quando le indagini erano alle prime battute, fu suggerito ai politici di confessare i propri delitti, uscire dalla vita pubblica in cambio dell'impunità. Insomma, ci fu una trattativa Stato-Tangentopoli, segreta e illegale, perché, scrive Sansonetti, si tratta di minaccia a corpo politico, articolo del codice di procedura penale che prevede fino a 7 anni di reclusione, codice penale. Ma quello che ammette Colombo, con 30 anni di ritardo, è anche una non notizia, commenta Boffi, perché già allora era noto che il modus operandi del pool era o parli o resti in carcere. Il fatto è che, sebbene fossero i magistrati i primi a non rispettare la legge, a tutti andava bene. Anzi, in tutta Italia, in tutte le redazioni d'Italia, si faceva il tifo per gli eroi di Mani Pulite. Sui cavalcavia striscioni con soprascritto: Di Pietro, arrestali tutti. In pochissimi ebbero il coraggio di dire come stavano le cose. Erano gli stessi che inorridivano davanti alle fotografie di Carra con le manette ai polsi. Una sparuta minoranza, oggi come allora. A proposito di prime pagine, invece, torniamo a vederne una, quella del Foglio. Il CAV Berlusconi ospedalizzato, è il commento del direttore Cerasa, costringe a riavvolgere il nastro della sua vita e a mettere insieme tutto ciò che lo rende la antitesi perfetta del trumpismo. Cioè, scrive il Foglio, Trump non ha niente a che vedere con Berlusconi. Rafforza il direttore di sempre, Giuliano Ferrara, nell'altro articolo di Primo Piano sul Foglio: garantismo per Trump? No, grazie. In Italia vige la finzione dell'imparzialità e il magistrato spesso presume di riscrivere la storia. In America la difesa ha poteri simili all'accusa e si applica un canone che tutti rispettano. Lo show di Trump alla sbarra. Insomma, Trump non bisogna essere garantisti con lui, perché lo è già il sistema americano, che mette veramente difesa e accusa sullo stesso piano, secondo Giuliano Ferrara. Mentre sempre dalla prima pagina del Foglio di oggi, il futurista Renzi, il bel coup de théâtre della guida del riformista che porta Renzi verso l'era del, forse del post-berlusconismo. Mettiamola
Pure così. Intanto lasciamo il Foglio e vediamo pure a proposito di giustizia, il Dubbio, il quotidiano degli avvocati d'Italia. Magistrati, basta promozioni facili. È la svolta di un collega degli editori del Dubbio, cioè l'avvocato Opinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che promuove la riforma. Giusto il rigore nelle valutazioni sui magistrati. Finora Fabio Pinelli, scrive il Dubbio, Pinelli è il vicepresidente il primo Consiglio Superiore della Magistratura post riforma. Finora Pinelli ha tenuto un profilo basso, ha sempre scelto una chiave di lettura così alta da restare estraneo alla dialettica politica. Ma 2 sere fa, con il discorso a un evento promosso dalla Fondazione Bachelet, ha infranto il protocollo su 2 aspetti decisivi: l'opportunità offerta dalla riforma del CSM targata Cartabia di mettere fine al paradosso delle valutazioni di professionalità tarate sull'eccellenza per tutti o quasi i magistrati, e la necessità per i magistrati di attenersi alla nuova griglia di valutazione introdotta col fascicolo delle performance, cioè lo strumento di comparazione che dovrà segnalare macroscopiche anomalie statistiche nell'esito dei provvedimenti di giudici e pubblici ministeri. Insomma, basta promozioni facili per i magistrati. È la presa di posizione del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli. Con ciò lasciamo anche il quotidiano Il Dubbio, andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi. C'è una notizia qui per chi ha redditi finanziari, si cambia, il viceministro Leo ha annunciato il passaggio dal maturato al realizzato, la compensazione delle minusvalenze e il criterio per cassa. La legge delega ha messo in moto la leva fiscale. A pagina 23, per chi ha redditi finanziari, le novità. Mentre nel corsivo di Italia Oggi, non firmato, quindi il corsivo del direttore Magnaschi, la rubrica Diritto e Rovescio, si parte da Ernesto Galli della Loggia, che ha segnalato sul Corriere della Sera in un editoriale che il centrodestra non dispone di una classe dirigente adeguata. Galli della Loggia dice una cosa vera e una sbagliata. La cosa vera è che nei 30 anni della sua era Berlusconi non è riuscito a mettere i suoi uomini nei gangli del potere pubblico. Berlusconi era disinteressato o non ce l'ha fatta, e quest'ultima ipotesi è ancora peggiore. Se Berlusconi si fosse mosso come Giorgia Meloni sta facendo adesso, alle spalle del centrodestra, nella struttura della pubblica amministrazione, oggi non ci sarebbe il vuoto. Galli della Loggia invece sbaglia pesantemente se si riferisce ai leader del centrodestra, anche se i migliori furono poi fatti fuori proprio da Berlusconi, chiaramente nemico dei meritevoli. Ma vogliamo paragonare Giulio Tremonti con Roberto Gualtieri? Girolamo Sirchia con Roberto Speranza? Carlo Nordio con Alfonso Bonafede? Letizia Moratti con Lucia Azzolina? Antonio Tajani con Federica Mogherini, Marcello Pera con Pietro Grasso, Guido Crosetto con Elisabetta Trenta, Luca Zaia con Michele Emiliano? Non c'è paragone. In base alla qualità, conclude Italia Oggi, il centrosinistra è battuto dal centrodestra su tutta la linea. Tra gli articoli interessanti di oggi, invece, vi segnalo ancora da Atlantico Quotidiano il pezzo di Umberto Camillo Iacoviello sulle questioni dei migranti dall'Africa. L'invasione è solo all'inizio, ecco i numeri. I trend demografici parlano chiaro. Europei sempre più vecchi e pochi, africani tanti e giovani. L'accoglienza la risposta più immediata, ma a che prezzo? Secondo una proiezione demografica delle Nazioni Unite, il World Population Prospect 2022, la popolazione occidentale, Europa, Russia, Nord America, nei prossimi 30 anni sarà stabile, passando da 1,120 miliardi del 22 a 1,125, poca roba. Sono conteggiati anche gli immigrati nel 2050. Sono conteggiati anche gli immigrati extraeuropei che in alcune nazioni costituiscono parte consistente della popolazione. 14% nei Paesi Bassi, 15% nel Regno Unito, 10% in Francia, Germania, Svezia. Gli immigrati extraeuropei rappresentano la popolazione più giovane, fanno più figli, nel medio-lungo periodo queste percentuali sono destinate ad aumentare. Tuttavia, il dato è che l'Africa subsahariana raddoppierà la popolazione in questi 30 anni, passando da 1.152 milioni di quest'anno
a 2 miliardi e 94 milioni del 2050. Le popolazioni del Nord Africa e dell'Asia occidentale da 549 milioni a 771. Quelle dell'Asia centro-meridionale in 30 anni da 2 miliardi e 75 milioni a 2 miliardi 575 milioni e via dicendo. Ci sarà l'esplosione dell'Africa subsahariana. I nigeriani raddoppiano. Oggi sono tra i 216 e i 218 milioni. Nel 2050 saranno tra i 375 e i 400 milioni, cioè la Nigeria da sola avrà la stessa popolazione dell'intera Unione Europea e degli Stati Uniti e diventerà il quarto o terzo paese più popoloso al mondo. La crescita continuerà dopo il 2050. La Repubblica Democratica del Congo raddoppierà la sua popolazione, 215 milioni di abitanti nel 2050. Viene naturale chiedersi se gli stati dell'Africa subsahariana saranno in grado di trattenere una popolazione così numerosa o se saranno felici di liberarsi della popolazione in eccesso. La migrazione africana verso l'Europa degli ultimi anni potrebbe essere solo l'assaggio di un flusso migratorio molto più grande, potenzialmente catastrofico, scrive Atlantico Quotidiano. Sempre rimanendo sul tema migranti, vi segnalo sul sussidiario.net un'interessante intervista all'inviato speciale del giornale Gian Michalessin. L'Italia sta tentando lo scambio con gli Stati Uniti, cioè armi all'Ucraina per avere aiuto sulla Tunisia. Il governo sta tentando di smuovere Stati Uniti e Unione Europea per perorare la causa della Tunisia col Fondo Monetario Internazionale, altrimenti gli arrivi solo dalla Tunisia arriveranno a 150.000 all'anno. Per rimanere al discorso di prima, per fortuna che ci tiriamo un po' su, la prendiamo, diciamo così, non sotto il profilo degli aridi, schifosi numeri, ma sotto il profilo invece più profondo, la questione dell'immigrazione, con l'impareggiabile sintassi di Concita De Gregorio. Un paio di occhiali per guardare il futuro, pagina 31 della Stampa, e dimenticare la paura del naufragio. Il giovane M, arrivato in Italia dal Camerun su un barcone, vede solo ombre e anche quando i volontari lo portano dall'ottico continua a temere le onde, scrive Concita De Gregorio. Aveva gli occhiali che sono finiti in mare durante la traversata. Beh, la storia adesso ci può fare ironia, ma insomma dal punto di vista umano tocca sempre la vita, la vista, scrive Concita De Gregorio. Questa è la storia piccola di un paio d'occhiali. Certo, si fa fatica a scrivere un paio d'occhiali senza pensare alla bambina Eugenia del racconto di Anna Maria Ortese, il racconto preferito, perfetto, anzi, de Il mare non bagna Napoli. Verrebbe da rinunciare, tutto è già detto lì come altrimenti non si può dire. Il mondo di prima e il mondo di dopo, un benefattore, una benefattrice, le migliori intenzioni, i testacoda della sorte, vedere, non vedere, sapere oppure meglio di no. Però le vite, certe vite, sono tutte uguali, ciascuna in modo diverso. La realtà, quando ti passa fra le mani, è potente almeno quanto certe pagine di letteratura e in fondo merita un posto, il suo posto. Perciò ecco, inizia qui il racconto. E se uno non ha letto Il mare non bagna Napoli, che fa? Se sente un cretino, come personalmente mi sento io. In ogni caso, lasciamo Concita De Gregorio e andiamo di nuovo su Atlantico Quotidiano. Vi segnalo, a proposito di pagina degli esteri, un pezzo interessante di Tommaso Alessandro De Filippo sulla questione europea, l'euroscetticismo liberale di un vecchio protagonista della politica britannica, Sir Nigel Lawson. L'euroscetticismo di Lawson per contrastare i deliri dell'Unione Europea. Sempre valida la ricetta: meno Stato, meno tasse, più libertà economica, più libertà individuale, da contrapporre alle pretese dirigiste di Bruxelles. Il 3 aprile, pochi giorni fa, 2 giorni fa, è scomparso Sir Nigel Lawson, esponente parlamentare britannico di lungo corso, ma soprattutto tra il 1983 e l'89 ministro dell'economia, cioè cancelliere dello scacchiere nel governo di Margaret Thatcher, architetto del radicale cambiamento delle politiche economiche e fiscali britanniche attraverso un netto
taglio di tasse e spesa pubblica e un deciso programma di privatizzazioni. Sir Nigel Lawson riuscì a applicare la visione thatcheriana dimostrando come fosse possibile ottenere una forte crescita dell'economia attraverso la presenza minima e non espansiva dello Stato, tema che attualmente in numerosi paesi occidentali intrisi di dirigismo appare di nuovo, come allora, un tabù invalicabile, scrive il quotidiano Atlantico Quotidiano. Mentre vi segnalo su Italia Oggi, pagina 2, un pezzo di Luigi Chiarello sulla carne. Che roba brutta, sentite il titolo: carne tratta da feti animali vivi coltivata in un bioreattore. Le magnifiche sorti e progressive hanno assunto la consistenza di una bistecca sintetizzata. Non chiamatela sintetica, per carità. Qualche ricercatore esperto in filologia potrebbe adirarsi. Non c'è nulla di sintetico, ti dicono. A loro piace la parola coltivato, ma non a terra o secondo natura, in un bioreattore che moltiplica cellule in un siero prelevato dal cuore dei feti vivi degli animali. Gli animalisti cosa dicono? E gli ecologisti professano che la carne sintetizzata è il sol dell'avvenire, perché abbatterà il metano degli allevamenti intensivi. Ok, ma questo resta in atmosfera 12 anni. La CO2 dei bioreattori ci resta millenni. I loro scarti sono come rifiuti ospedalieri. Chi li smaltisce? E se i reflui delle stalle diventano energia, i sintetizzatori di costolette che fanno per la circolarità? L'ecologismo è diventato ideologia più che metodo, prescinde dai fatti. La carne coltivata è il nuovo totem. Non è stata autorizzata da alcun paese al mondo, se non in California e a Singapore, ma se ne parla come se lo fosse. Perché? Perché così si crea il mercato e perché il food tech fa gola ai grandi investitori che vorrebbero massimizzare l'offerta di cibo nelle loro mani, sottraendola agli agricoltori, sempre che non finisca come con l'Olestra, il miracoloso olio sintetico che doveva salvarci dal colesterolo. Negli anni 90 riempì i giornali di peana. Chi l'ha visto? Su tutto ciò è piombata la politica. Si accusa il governo di oscurantismo perché proibisce la carne sintetica, l'intelligenza artificiale, la registrazione all'anagrafe di figli di coppie omogenitoriali. Un vero minestrone, commenta Chiarello. Queste decisioni sono state assunte da 3 autorità diverse. La prima è un disegno di legge proposto dal governo. Dunque, oggi non c'è divieto, se ci sarà, sarà il Parlamento a imporlo. La seconda è l'atto di un'autority indipendente, il garante privacy. Lo stop è temporaneo, in attesa che ChatGPT risolva problemi con la tutela dei dati personali. La terza è l'input di un ministro, quello della famiglia, che ritiene che affittare un utero sia un reato. Sbaglia il ministro? Gli italiani la puniranno. Solo che, conclude Chiarello su Italia Oggi, a guardar bene ciò che resta è che la sinistra non è più sinistra, è l'alleato sintetico del grande capitale. Non è femminista perché non si cura del corpo mercificato delle donne, usato per procreare conto terzi. Non tutela le masse perché farebbe ingoiare senza filtro i dati di tutti noi al cervellone di una start-up straniera. E infine la sinistra non pensa ai bisogni perché non si occupa della sorte degli allevatori, anzi ne sostiene la fine favorendo il trasferimento del loro valore ai big dell'alta tecnologia, high tech. Il tutto in barba a ogni principio di precauzione che forse vale solo per il lockdown di Giuseppe Conte e le direttive anti-Covid dell'ex ministro Speranza. Se Karl Marx dovesse mai tornare in vita, vedendo i pronipoti si sparerebbe. Sarebbe interessante un film, vi ricordate come è ritornato, no? L'avevano fatto su Hitler e su Mussolini in Italia, è tornato il Duce ai tempi nostri. Sarebbe molto interessante fare un film su È tornato Carlo Marx, come la vedrebbe e come la penserebbe Karl Marx oggi. Intanto dalla Nuova Bussola Quotidiana vi segnalo il secondo articolo, il primo è uscito l'altro giorno, di Maurizio Milano sulla questione delle crisi bancarie. Le banche centrali che spengono l'incendio che hanno creato loro, è il titolo di questo secondo pezzo. Sul fallimento di Silicon Valley Bank e acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS,
nella prima parte di questa analisi, la causa non è da attribuire a errori o avidità, scrive Milano, neppure alla mancanza di regole che invece ci sono in abbondanza. La causa sta in quella politica iperinflazionista delle banche centrali, le stesse banche che oggi, dopo aver appiccato l'incendio, sono chiamate a spegnerlo. Vi segnalo poi ancora un pezzo di Ugo Finetti su Italia Oggi, sulla verità vera su Via Rasella, che non è quella bolsa di La Russa, ma nemmeno quella finora prevalente a sinistra. L'azione dei GAP comunisti di Via Rasella, che ammazzarono appunto la brigata di Bolzano, non fu approvata dal Comitato di Liberazione Nazionale di Roma, cioè era un'azione che il PC fece sostanzialmente per cercare di mettere in pista la strada dell'insurrezione armata, della guerra, che poi finì clamorosamente smentita dai fatti e con la strage di Via Rasella fu punita con le Fosse Ardeatine. In ogni caso, altra vicenda antica, meno antica ma comunque antica, 28 maggio 1974, strage di Piazza della Loggia a Brescia, nuovo processo, nuovi accusati. A giudizio Marco Toffaloni, sospettato di essere uno degli autori materiali dell'attentato compiuto dai militanti di Ordine Nuovo. All'epoca era minorenne, oggi vive in Svizzera. Per gli inquirenti, prendo uno su tutti il pezzo di Davide Re su Avvenire, e per gli inquirenti è uno degli esecutori materiali della strage avvenuta nel 74 a Brescia, appunto una bomba nascosta in un cestino fatta esplodere mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo nero. L'attentato provocò la morte di 8 persone, ferite 102. Ora Marco Toffaloni dovrà affrontare il processo che inizia il prossimo 7 settembre. Una nuova figura entra in quella tragedia degli anni di piombo. Vi segnalo anche, per chiudere la nostra rassegna stampa e poi ci ascoltiamo un po' di musica bella, direi, il pezzo di Luca Franci sugli statigenerali.com che ci porta in Messico, tra Messico e Coca-Cola. Coca-Cola è il pistolero più spietato del Messico. Perché? Coca-Cola fa male, scrive Franci. Gli statigenerali.com, bisognerebbe scriverlo sopra come si fa sulle sigarette. Chi ne beve troppa si ammala, come nel Chiapas. È passato mezzo secolo dal Messico, faccia triste dell'America, cantava Paolo Conte con Enzo Iannacci. Le cose, per almeno i 5 milioni, cantava Iannacci su parole di Conte. Comunque le cose per almeno 5 milioni di persone che abitano al sud del Messico, nel Chiapas, sono cambiate poco. Da quasi 30 anni la guerriglia del movimento zapatista insanguina le foreste e le vestigia dei Maya. La disoccupazione e la miseria non conoscono tregua e se oggi il popolo del Chiapas è diventato il maggior consumatore mondiale di Coca-Cola, questo è tutt'altro che una ragione per rallegrarsi. Entrare negli altopiani del Chiapas, racconta Franci sugli statigenerali.com, significa entrare in un mondo di vibrante cultura indigena, di bellezze naturali ineffabili, di rabbia e povertà schiacciante. Significa anche entrare nel territorio della Coca-Cola, una delle multinazionali più potenti al mondo. A 10 chilometri dal capoluogo del Chiapas, San Cristobal de las Casas, 186.000 abitanti, un posto di riti, candele, galline, sciamani e credenze antiche, c'è una zona nota per i costanti acquazzoni e le abbondanti sorgenti di acqua potabile che hanno appunto attirato la Coca-Cola. Le pubblicitarie e quando cadono in disuso diventano materiale per costruire le baracche, venduta in ogni negozio, anche nelle farmacie e nei distributori automatici la Coca-Cola. I camion rossi con il logo riccioluto bianco sono una vista familiare perfino nelle città e nei villaggi più lontani, sulle tortuose strade di montagna. Oramai nessun battesimo, matrimonio, festa per un santo patrono è completo senza la Coca-Cola per gli ospiti. Secondo Jaime Pague Piliego, autore di uno studio del Centro di Ricerca Multidisciplinare del Chiapas, la gente di laggiù beve in media 821 litri e qualcosa di Coca-Cola a persona all'anno. Quasi 16 litri a settimana, o se vogliamo metterla al giorno, 2,2 litri al giorno di Coca-Cola. Quella che il vice ministro della salute, Hugo López-Gatell, ha definito il veleno in bottiglia, i cui effetti con la pandemia sono decuplicati a causa dell'elevata presenza di malattie croniche
legate all'alimentazione. In Chiapas, il luogo dei guerriglieri, no? Della retorica, qualche anno fa andava di moda il Chiapas, i guerriglieri, il Bertinotti e bla 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 e tutti quelli lì, Coca-Cola. Mentre vi segnalo un bellissimo pezzo gustoso, giusto per chiudere con la pagina di cultura, su Italia Oggi, a pagina 10, l'autore è Guglielmo Pelliccioli, che confessa. Non so quanto vi potrà interessare leggere questo articolo, però se abbiamo letto Concita De Gregorio, a maggior ragione possiamo leggere anche Pelliccioli. O sbaglio? Ho rubato a piene mani da chi capitava, quando capitava, dove capitava. Il furto, queste ruberie sono il minimo comune denominatore di coloro a cui devo riconoscenza. Scusatemi appunto in anticipo, mi sento come quelli che stanno per confessare alla moglie quel grande amore passato che hanno sempre tenuto segreto. Il fatto è che molti mi accreditano di un livello culturale che in realtà non possiedo affatto. Pensano che io sia una persona con alle spalle chissà quale formazione e quali studi. In realtà quel poco che so l'ho rubato, l'ho appreso alla rinfusa, nella confusione più totale, rubandolo per strada qua e là a chi mi capitava di conoscere. Addirittura può essere che voi stessi che ora mi leggete siate stati tra questi maestri. Devo ammettere di essere stato molto fortunato, perché questa confusione nell'apprendere non si è mai trasformata in caos, ma si è lentamente stratificata in me, permettendomi di fare tesoro di infiniti buoni insegnamenti. Questa confusione in sostanza è il cum fundere latino, il cui significato è fondere insieme, combinarsi, mescolarsi, che è stata la vera fucina della mia conoscenza, la mia esclusiva università. Ho raccolto stimoli da tutti, alla rinfusa, senza seguire nessuna regola o un qualche metodo. Semplicemente ho imparato ciò che so senza particolari sforzi, accumulando esperienze e valori da chi avevo occasione di incontrare e di apprezzare. Ho quindi rubato a piene mani da chi capitava, quando capitava, dove capitava. Se volessi fare una sintesi di me stesso, potrei dire di essere il minimo comune denominatore di tutti quelli ai quali devo riconoscenza. Ammetto che questo continuo confronto ha affinato le mie doti di collezionista di idee, che col tempo si è trasformata nella mia qualità migliore, ovvero saper immagazzinare al volo le lezioni, unitamente a un'altra dote importante, a riconoscere al volo i ricchi di cuore e di grazia, scartando immediatamente i mediocri e i banali. Questo è stato il mio corso scolastico, mettendo a segno infiniti scippi culturali, perpetrati come un ladro seriale che, conoscendo i propri limiti, non ha mai tentato di realizzare imprese più grandi delle sue possibilità. Ho cominciato presto a sentire il bisogno di rubare agli altri, scrive Guglielmo Pelliccioli in questo bellissimo pezzo su Italia Oggi. Siamo a Italia Oggi, pagina 10 di stamani. Dunque ho cominciato presto a sentire il bisogno di rubare agli altri, da ragazzino, quando peraltro non potevo scegliere i migliori, i più bravi e i più buoni, ma solo quelli che mi capitavano a tiro. Devo ammettere che nonostante questa limitazione di materiale umano a disposizione, mi è andata bene, perché comunque ognuno che ho incontrato mi ha regalato squarci illuminanti della sua visione della vita e di come va il mondo. Proprio a causa di questo approccio alla conoscenza, così casuale e improvvisato, mi sono sentito spesso come un mendicante che elemosina spiccioli di sapere, o come quei frati cercatori che battevano di casa in casa per cercare un po' di cibo per sé e per i poveretti, a piedi, con la bisaccia a tracolla o a dorso d'asino o di mulo. Questi fratelli percorrevano le strade di campagna prendendo tutto quel che veniva loro offerto, dal pugno di grano o di mais al tozzo di pane, alla bottiglia di vino o di olio. Ai frati cercatori tutti davano qualcosa, anche quelli che non andavano mai in chiesa e non vedevano di buon occhio i preti. Così sono stato io, o perlomeno così sono cresciuto. E proprio i frati sono stati i miei primi maestri, racconta Pelliccioli. Vicino a casa mia c'era un convento di cappuccini, la domenica andavo lì a messa. Da loro mi confessavo e talvolta, sostando nel chiostro, conversavo con quelli più gioviali o più disponibili. Sempre allegri, sempre sorridenti, mi hanno insegnato la bellezza della vita umile e semplice. A volte la domenica ascoltavo la messa tra gli scranni del coro dietro l'altare e lì ho letto e imparato la prima parola importante di cui per anni mi sono vantato: ebdomadario.
Era semplicemente l'incaricato a celebrare le funzioni religiose della settimana, ma solo a dirlo faceva un effetto strepitoso. I frati nel mese di luglio assistevano al torneo notturno di calcio dell'oratorio della vicina parrocchia di Borgo Palazzo, affacciati alle finestre delle loro celle che confinavano col campo. E ogni tanto applaudivano, perdonando quelle lenze di giocatori che bestemmiavano e imprecavano contro arbitro e avversari. Per i frati sembrava che il tempo non avesse dimensioni. Ne parlavano con lo stesso distacco come quando commentavano i fatti della vita. Un'altra grande lezione che, seppur appresa da ragazzino, mi è rimasta addosso. Mai farsi prendere dalla smania del momento, ma misurare sempre le cose col metro dell'infinito. Del mio percorso di formazione continua devo essere riconoscente a molte persone, le più varie e disparate, ritenendomi sommamente fortunato di non aver mai incontrato cattivi maestri, ma sempre solo persone generose. Personaggi famosi e importanti, ma anche uomini e donne molto umili, che hanno seminato il loro sapere dentro di me. Una parola, un sorriso, un comportamento, ma ogni gesto è germogliato producendo frutto. Da uno zio che faceva pentole ho imparato l'amore che un padre deve avere per i figli, traducendolo nella preghiera di rimanere sempre uniti. Da un amico diventato il più famoso pasticcere al mondo ho imparato a non vergognarmi di vendermi bene, ma solo dopo aver dimostrato tutto il proprio valore. Da un grande scienziato della medicina ho imparato che non ottieni nessun risultato senza il sacrificio e l'applicazione costante e operosa. Da un grande protagonista della moda ho imparato ad amare i filosofi e gli uomini saggi del passato. Da un grande imprenditore della mia terra ho imparato a far sempre le scelte giuste usando la regoletta aurea della convenienza. Da un gran direttore di giornali ho imparato a scrivere semplice, al servizio degli altri, non per piacere a me stesso. Da un povero che chiedeva l'elemosina davanti a un portone ho imparato che chi meno ha più sa come fare sacrifici. Da un semplice falegname ho imparato la bellezza del lavoro fatto a regola d'arte. Da un cartomante di Hong Kong ad avere fiducia nel futuro e nelle profezie dei vagabondi. Da un malato grave che la vita è bella anche se hai poco. Da un chirurgo che la vita è sacra sempre e non solo quando la stai perdendo. Da un figlio che la vita è una e a un certo punto te la devi giocare. Da un albero in giardino che c'è una stagione in cui la vita rinasce come le gemme sui rami dopo l'inverno. Da un amico che la vita è un valore e la fede, con la F maiuscola, la sua ricchezza. Non c'è pezzo di mondo, conclude Pelliccioli, qualunque sia l'ambito che si incarica di studiarlo, che non si dia come interazione tra entità varie che cercano equilibri e al contempo sono sempre pronte a disfarli. Questo vale in primo luogo come richiamo, tanto minaccioso quanto al fine rinfrancante, a non cercare l'ordine a tutti i costi, a seguire piuttosto le tracce di quella congerie indisciplinata di elementi la cui condotta non si adatta alle previsioni più facili. Detto altrimenti, la complessità spiazza per scelta professionale oltre che per istintiva proclività alla scapigliatura. Perché la proprietà più intrigante dei fenomeni fisici, biologici, sociali è quella di procurarsi gradi di complessità, vale a dire mettersi nella condizione di poter passare velocemente da uno stato all'altro. Scartocciate piano questa frase come se fosse un cioccolatino, lentamente assaporatene il retrogusto, vi aprirà un mondo, conclude Guglielmo Pelliccioli. E con questo noi concludiamo anche la nostra rassegna stampa. C'è da segnalare una bella chiacchierata di Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera, pagina 23, con Don Antonio Mazzi, 93 anni, educatore, fondatore della comunità Exodus. A 20 anni odiavo i sacerdoti e un po' li detesto ancora. Con Corona e Lele Mora ho soltanto perso tempo. Ho vissuto la morte di mio papà come un'ingiustizia da parte di Dio. Così il Corriere riassume la bella chiacchierata di Stefano Lorenzetto col 93enne Don Antonio Mazzi, che confessa di non sentirsi vecchio. Mi sono solo rotto le scatole, fatico a infilarmi le calze e a vestirmi. Inizia così l'intervista. Mi hanno rimosso un tumore dalla testa, fatto l'angioplastica alle coronarie, messo il pacemaker. Sono quasi cieco dall'occhio destro per maculopatia, ma finché il capo con la C maiuscola non alza il telefono,
La morte è diventata una compagna di vita. Inizia così la conversazione. Stefano Lorenzetto, Don Antonio Mazzi. Con questo ci salutiamo. Tra poco non perdetevi invece, se non l'avete ancora ascoltata, ma la riproporremo anche in altra occasione, dopo, però intanto adesso, tra pochissimi minuti, andrà in onda andrà in onda la prima puntata della nuova serie di podcast curati da Edoardo Montolli e da Felice Manti sulla strage di Erba, in questo caso sulla vicenda relativa al testimone cosiddetto, cioè Mario Frigerio. Buon ascolto e buona mattina a tutti. Qui Parlamento. Grazie Presidente, buongiorno signor Ministro. Nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 il territorio delle province di Ferrara e Modena è stato fortemente colpito da ondate di maltempo, con piogge e vento che hanno